vincere. 9 giorni di lavoro, vincere aiuta a vincere, che sia, però il gioco non ne ha risentito. No, assolutamente, nel senso che comunque, ripeto, nella fase di possesso dobbiamo essere più bravi, avere più personalità, comandare di più il gioco, però ripeto, sono soddisfatto perché i ragazzi hanno prestato bene, sono stati aggressivi, siamo stati con la linea alta, siamo sempre stati propositivi. C'è sicuramente a lavorare, da migliorare, adesso aspettiamo anche l'arrivo dei nazionali e sicuramente andremo ancora meglio, però questi ragazzi hanno fatto veramente un bellissimo ritiro e sono molto contento perché è stato in crescendo il ritiro. Siamo partiti un po', non dico un po' a rallentatore, però ecco, dopo c'è stato un adattamento e penso che più avanti andiamo sicuramente miglioreranno anche tutto, ecco, capiranno per filo e per segno l'importanza di quello che stiamo facendo. Si è vista una grande pressione anche sull'uscita e forse questo è un marchio di fabbrica del Napoli di Conte? Sì, sicuramente noi dovremo portare alta intensità durante la partita. Non voglio una squadra passiva che difende e che aspetta, tra virgolette, la morte sportiva. Detto questo, ripeto, abbiamo fatto bene questo, sono stati molto bravi. L'aspetto sicuramente dobbiamo migliorare, la fase di possesso, giocare di più, cercare più delle linee di passaggio, su cui stiamo lavorando. Grazie mister. Grazie. E teniamo ancora noi la linea, perché... tenete la linea, ma io devo cominciare la live, quindi vai. Sono sicuro. Pressioni in questi giorni che abbiamo vissuto. Veramente ci dà molta energia e ti fa essere attento in quello che fai, in allenamenti che fai, in quello che cerca, quindi abbiamo più tensione, però noi quello ci fa essere più concentrati e fare meglio. Domani ultimo doppio allenamento qui a Di Maro, ritiro finito, sensazioni su questo ritiro, come ti sei trovato, ti è piaciuta l'atmosfera? Sì, è stato bello, tanta gente. Mi dispiace che non siamo stati troppo vicini a loro tutto il tempo, però devono capire anche loro che stiamo facendo un grande lavoro, poco riposo, quindi spero che ci capiscono e ci vediamo a Castel di Sangro. Magari ci mangiamo una pizza. Grazie Amir, grazie. La pizza, la linea a Carlo, va bene. Linea a Carlo, eccetera eccetera. Allora, prontissimi. Anghissà 90 minuti in campo, dobbiamo parlare di tantissime cose, amici bellini e amiche belline. Do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, anche ai nuovi abbonati. C'è stato l'ultimo che vedo qui, è Alfredo, Enzo che c'è sempre ma ritorna, Vittorio, Daniele, Sar, insomma ragazzi tutti, perché ci sono parecchi abbonati, qualche abbonato. Voi non è detto che dovete avere la Telegram per forza, però se ce l'avete mi scrivete in privato @ValeriaFluido su Telegram e vi aggiungo al gruppo degli abbonati. Allora, già la pizza, è vero, quindi è stato un tentativo di fidelizzare il pubblico. Ok, Zulito, problema, sì, problema, non ho potuto vederla, quindi te lo spiego volentieri. Antonio ha avuto una botta, si toccava l'inguine, c'era stato un cross di Mario Rui, ha cercato di intervenire di testa, si è toccato l'inguine ed è stato sostituito. Allora, no, la traversa, e qua volevo provare qualcosa di nuovo. Ormai la traversa si prende sempre 100 su 100, non è vero, però volevo provare quella cosa che si fa e ogni tanto quando vado c'è stato pure un Forza Brescia che pure va bene, figuriamoci. Canale di qualità, grazie mille Alex. Allora, nel frattempo scorrono ancora immagini, penso highlights, ma noi possiamo parlare di un amichevole che
La prima cosa che ho scritto, a parte il portiere in giallo, perché noi ci piace anche vedere le cose grafiche, io ho sognato stanotte Meret in verde, non so perché ho sognato la nuova maglia del Napoli in verde, ma sappiamo quella in rosso e adesso sappiamo quella in giallo. Può essere che pure quella verde, però non lo sappiamo ancora. Napoli-Mantova è partita vera e mi sono scritto che inizia malino Anghissà e anche Caprile qualche rinvio un po' troppo, non proprio precisissimo. Perché? Perché il Mantova, e lo sapevamo e ne avevamo già parlato, con Possanzini fa un calcio ben definito. Possanzini è un erede, diciamo, spirituale di De Zerbi, quindi possesso palla molto insistito, giro palla con passaggi corti finché non si trova lo spazio e poi dalla tre quarti in poi quando affondano possono provare qualche azione individuale e hanno anche propensione al pressing alto, cosa che ti può mettere in difficoltà quando non te lo aspetti. Il Napoli se lo aspettava e delle volte ha provato anche l'uscita diretta lunga su Shdira. Quindi stavolta l'inizio, che sembrava partita vera così, abbiamo visto, a differenza della prima amichevole con la Laune, dove il primo tempo era proprio i muscoli, la pesantezza, acido lattico, mentre questa volta abbiamo visto un po' più di freschezza nel primo tempo, e adesso vediamo anche con le grafiche la formazione, e quelli in Napoli che a livello di risultato la chiude nel primo tempo, i 3 gol li fa nel primo tempo. E poi partita vera perché il Mantova c'ha più possesso palla di noi. Non ho adesso le statistiche in mano, ma penso che si raggiungerà un equilibrio a fine partita, e quindi il Napoli che è tenuto a pressare, a fare pressing alto, il recupero della palla, e quindi abbiamo visto anche la fase difensiva a tutti gli effetti. Gong. Gong, ma poi c'è Peppe Di Palma dall'altra parte, non sapremo fino all'ultimo, tiriamo fuori il Massimo, grande, grazie Peppino per la sub anche di là. Tu sei ancora al 43esimo. Non lo so perché. Non lo so, io oggi per esempio l'ho vista su Smart TV dall'app e ho visto bene, non si è interrotta mai. So di alcuni che invece hanno avuto problemi. Non lo so, se io ho contattato, loro mi hanno pure ricontattato, poi lo saprete se c'è qualcosa da sapere, ma insomma ho fatto presente le problematiche e oggi mi è andata bene. E a un certo punto ho avuto anche il doppio collegamento, una in TV e una sul telefonino. Non ho provato da computer, dove ho avuto i problemi l'altra volta. Aspettiamo novità. L'unica novità è che qualcuno che provava a comprare la partita singola, non so se è riuscito a farlo, se adesso ti devi comprare tutte le partite. Comunque andiamo a salutarvi tutti, un abbraccio Antonio, grazie mille, grazie Gaetano e grazie, vedo anche un nuovo iscritto, Napoletano 6887, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Adesso parliamo di tutta la partita, Trasmissione sul Napoli, il conduttore ha avuto problemi su un device che non era lo smartphone. Vedi, qualcuno continua ad avere problemi, senza dubbio. Su Smart TV LG non andava, ho dovuto collegare il mio con il telefono. Sono cose che il tifoso non dovrebbe avere tutti questi problemi, dovrebbe solo funzionare. Onestamente, good evening Alfredo. Problemi con Apple TV, prima errori, stream, poi scompare, scritto no replay. Noi segnaliamo, ragazzi, che dobbiamo fare? Segnaliamo, specialmente per chi ha pagato, non esiste proprio, non esiste proprio. Primo tempo bellissimo, pressing coordinato, meno 100 e devi cambiare la foto profilo su Telegram. Ah già, perché tu mi avevi istigato, foto profilo con Oriali, praticamente, quando arriviamo ai 23.000, e lo faremo. Allora iscrivetevi al canale, così foto profilo su Telegram sarà Oriali, è quello che gasa di più. Allora no Vincenzo, no, quindi non hai comprato, se hai speso i 15 hai comprato tutte le partite, e quello che non si vedeva per alcuni amici bellini abbonati era la possibilità di comprare la singola partita, tipo a 2 euro questa qui, e poi le altre erano tipo a 5, così, quindi comprare la singola senza dover comprare tutto il pacchetto, che era una possibilità che c'era, e qualcuno mi pare che ha avuto dei problemi.
Lindstrom vale 3 Gaetano. Leggo Spicci. Adesso parliamo, cosa ne pensi di Anghissà? Anche qua ne dobbiamo parlare, ha giocato il secondo tempo quasi da regista. Ovviamente ragazzi, questa è una cosa che abbiamo imparato da parecchi anni, che i due di centrocampo non sono mai orizzontali, specialmente quando, anche soprattutto e specialmente quando hai il pallone, si devono mettere in verticale, così crei la possibilità di triangolo con la verticalità. Facciamola sta cosa, facciamo un pochino di visualizzazione tattica. Chissà, sembra svogliato, cammina, lo so, Messi, lo so, è anche un suo modo, un suo atteggiamento, poi lo abbiamo visto fare nelle partite l'anno scorso, figurati un amichevole, è proprio un modo suo di fare, non ti dà mai quella sensazione di Allan che morde le caviglie, sta lì diloccolato, lui sa di essere più forte degli altri anche fisicamente e sembra che, capito, va in surplus, e purtroppo sì, non è ottimo. Allora, i gol, è presto detto, il primo lo ha fatto Lindstrom, c'è stato un bellissimo pressing alto da parte di Iaccarino, che secondo me ha fatto una bellissima partita, un mezzo, diciamo un'ora più o meno di gioco per Iaccarino, ha fatto un'ottima gara, quindi pressing alto suo, la palla rimpalla su Politano e Lindstrom di prima segna. Poi c'è stato un gol di Spinazzola, inserimento dalla fascia, su una bella apertura di Shdira, che di sinistro si è destreggiato al limite dell'area e di sinistro ha messo questo lob sulla corrente Spinazzola, che anche lui di destro batte il portiere. E poi c'è stato il gol proprio di Shdira, di sinistro, un bel sinistro a incrociare. Si è mosso bene, è un po' diciamo un po' egoista in alcune situazioni, aveva Mazzocchi, aveva Politano al suo fianco, molto spesso ha cercato la conclusione che è stata rimpallata, e la voglia anche di dimostrare, è tutto comprensibile in questo momento, la voglia di uno che si sta giocando una chance importante, essere il vice Lukaku, perché di questo stiamo parlando, e quindi volersi guadagnare questa conferma. Un abbraccio a tutti, ragazzi, lasciate i like immediatamente, che io adesso vi faccio questa cosa, vediamo se riesco a farla. Dobbiamo fare tutto un po' dal vivo, analisi tattica, perché qua abbiamo tutta la lo dico simpatica, tutta la sfravacatura, nel senso tutti i giocatori che poi qualcuno dovrà andare. Allora, togliamo Meret, Contini nel secondo tempo, una partita folle di Contini. Togliamo Buongiorno, Juan Jesus nel secondo tempo. Si è cominciati con Nathan, con Rachmani centrale e Rafa Marin. Su Rafa Marin secondo me dobbiamo parlare tantissimo. Cajuste, si è parlato di un affaticamento, quindi non era neanche in panchina. Se qualcuno già voleva dire bocciatura, Cajuste gli preferisce Iaccarino eccetera eccetera, no. Vediamo se ce l'ho qua, c'ho il Russo, ce l'ho Iaccarino, non ho messo Iaccarino, è male da parte mia, perché giustamente il giovane, ma io ricordavo di averlo fatto, non lo so. Vabbè, Olivera non c'è, Mario Rui entra nel secondo tempo, Spinazzola, Lindstrom, Cavara non c'è, Raspadori non c'è, Lukaku ancora non c'è, Simeone non c'è, che dire Simeone, Politano sì, Di Lorenzo non c'è, Zerbino, Mazzocchi, Foloruncio non c'è. Allora, si è cominciati così con Caprile, con Spinazzola. Mettiamoci Russo nel frattempo al posto di Iaccarino, che il Trento, no, ma ce l'ho, ma guarda, ma ti pare che facevo una cosa del genere? Ce l'ho. Si è cominciati così, con Simeone in panchina e con Politano qui. Diminuiamo la grandezza dei benchers e questa era la formazione del Napoli, e quello che abbiamo visto dopo questo pressing alto iniziale e le varie cose di Rafa Marin, per esempio, mi sono scritto liscio. C'è stato un momento in cui lisciato, era un contropiede del Napoli che si era sviluppato anche bene con Mazzocchi. Rafa Marin ha seguito l'azione, piace, perché uno dei due braccetti ogni tanto deve accompagnare per creare superiorità numerica.
accompagna tutta l'azione così, Mazzocchi gliela cede, liscia Marin, poi la palla finisce a Shedira che tira e poi il tiro viene deviato in calcio d'angolo. E poi dopo il gol di Shedira del 3-0 ho scritto Marin cattivo, c'è stato un intervento dove alza anche un po' il gomito, insomma mi viene da dire che Rafa Marin lo vedo ruvido, ecco, lo vedo un po' ruvido sicuramente, perché l'amico Achille che noi dobbiamo sempre rispettare perché è l'unico che capisce di calcio, ci ricorda, ed è giusto, che ha una fisicità importante e che ci mettono più tempo quelli grossi ad entrare in una forma ed essere brillanti fisicamente. Però io insisto, la prima intuizione, la prima impressione iniziale che Rafa Marin somiglia molto a Gatti, sia fisicamente sia per come stile di gioco, e se alza anche il gomito io insisto in questa cosa. Ovviamente niente di grave, non è stata una gomitata, però sai, la sbracciata del difensore è anche cattivo. Va bene, devi stare attento ovviamente, però in un'altra occasione, quando se ne sono andati sulla loro sinistra, abbiamo visto anche un avversario, giocatore del Mantova, puntarlo e lui sbilanciato, proprio cadere. Quindi su Rafa Marin, come vi ho detto nella prima partita, nell'analisi della prima partita, voglio aspettare ancora un po'. La mia conclusione, dopo aver visto le due amichevoli, è che il Napoli parte, secondo me, con la difesa titolare Buongiorno al centro e Rachmani a destra, braccetto di destra. E secondo me Conte ci sta ragionando, anche perché nel secondo tempo vediamo proprio questo, vediamo l'ingresso di Østigård come centrale. Østigård lo immaginiamo in uscita, quindi diventa Buongiorno, e Rachmani spostato dal centro a braccetto di destra. Cos'altro abbiamo visto? Che dire giù? Un altro contropiede Champagne del Napoli che lo fa molto bene. Ma se voi state facendo delle cose io poi non le vedo qua. Emanuele sta giftando delle membership. Adesso arrivo subito, lasciate like, fatemi fare questa analisi che mi gaso quando c'è un po' di campo e si può parlare un po' di campo. Champagne, contropiede Champagne del Napoli, molto veloce, malezioso nel finale, che Dira che poi non conclude e va giù. Dopodiché prende anche un palo il Mantova con Marin a terra, quell'occasione di cui vi dicevo, poi Shedira un po' egoista, deviato, Fiori, un buon prospetto di poco alto, un bel tiro di destro e poi Marin Gatti, questa cosa qua. Benissimo. Poi possiamo passare al secondo tempo, ma voglio leggere anche quello che voi avete da dire al riguardo su questa situazione. Quindi ringrazio Emanuele. Chi è stato giftato? Perché poi dovrebbe essere random la cosa. Ngonghe male. Nel secondo tempo non benissimo Ngonghe oggi. Ha avuto un paio di spunti interessanti, è stato preso anche a mazzate, ha preso parecchi colpi e un paio di occasioni un po' impreciso, in un'altra occasione con Zerbini che gliela doveva dare, un po' di frustrazione. Si sente la pesantezza. Davide, io Valero la butto lì, ma se ADL proponesse Osi a PSG per Kolo Muani e 70 milioni, è un po' fantasiosa, però ci sta, nel senso che tutto dipende dal PSG su chi vuole puntare l'anno prossimo. Hanno le due punte, hanno Kolo Muani e hanno Gonzalo Ramos. Chi avrà più, perché si parlava di Atletico Madrid interessato a Kolo Muani, quindi nel giro delle punte Morata che è andato al Milan, l'Atletico Madrid che va a prendere Kolo Muani e il Paris Saint-Germain che poi libera il posto per Osimhen e può avere la coppia Osimhen-Gonzalo Ramos. Si è parlato però anche di Gonzalo Ramos in uscita, quindi deve decidere il Paris Saint-Germain che cosa vuole fare. Ha meno senso parlare di quella situazione con il sudcoreano, con Lee, cioè che il Napoli prende Lee più conguaglio per Osimhen, perché poi ne siamo tantissimi lì sotto punta e il Napoli deve prima sfoltire prima di poter fare un'operazione del genere, facendo entrare un altro trequartista, diciamo, alla sinistra, alla destra, che può giocare in quella zona di campo. Kolo Muani più 40 milioni, magari più, vedi, state facendo, poi è chiaro che quando si parla di cifre si fanno tutte le considerazioni del caso. Cajuste non ha giocato per infortunio o infortunio di mercato? È una domanda legittima. Noi abbiamo saputo che Anghissà aveva avuto un leggero affaticamento, ma l'ha fatta tutta, quindi è rientrata.
È chiaro che quando abbiamo visto la formazione la mia mente è andata direttamente a quella lista degli ipotetici bocciati e vedere Cajuste che non parte subito ho pensato Lock, meglio che gli preferisce Iaccarino, tanto quella è zona Lobotka e stai valutando Iaccarino come caratteristiche alla Lobotka. Siamo lì, voglio dire, un giocatore minuto che tocca bene il pallone, che ha abbastanza anche voglia di andare in avanti in pressing, quindi quelle sono le caratteristiche simili all'Lobotka. Ma adesso si sta parlando del centrocampista scozzese, il David Gilmour, diventa il mio pupillo se viene David Gilmour dei Pink Floyd al Napoli, e lì proprio caratteristiche alla Lobotka, quindi può essere. Io credo che sia un affaticamento vero, ma può essere che Conte abbia indicato una strada al Napoli dicendo forse Cajuste non mi convince proprio fino in fondo, e dato che i due centrocampisti dovranno fare un lavorone e ci sono molti anche le sostituzioni, io le immagino tante anche sui binari, quindi lì serviranno 4 giocatori importanti. Foloruscio lo diamo per scontato che Conte lo vede là, e capire insomma insieme ad Anghissà e a Lobotka chi è poi il quarto che possa far respirare un pochino Stanislav. Grazie Antonio, un abbraccio al norvegese e a Sara. Sì, idem Ludovico, sì, e l'unico dubbio che ho è il fatto di essere non un Marco Antonio. Lo devo ancora studiare, ho visto un paio di highlights, poca roba, però da quello che si vede un giocatore alla Lobotka. E lo stesso Lobotka si potrebbe dire, se uno lo guarda gli highlights, dice oh, un po' bassino, però sappiamo che può, come Lobotka anche fisicamente regge l'urto e va anche in fase difensiva. Vediamo, potrebbe essere simile. Ovviamente parliamo di un profilo che parte per la panchina, quindi va bene così. Tu pensi, Cajuste invece fisicamente è un bel ragazzo che si fa rispettare e magari ti funziona di meno, quindi molto spesso la fisicità non basta, devi avere anche quell'attitudine a fare un tipo di lavoro che Conte ti chiede. Quindi ne parleremo. Højbjerg è proprio il classico giocatore, io appena si parlava di Conte, molto prima, quando io non credevo ancora a Conte, parlavamo di Maggio, io subito dissi Conte ha chiesto Højbjerg perché non è convinto del rendimento di Anghissà, e quindi ovviamente tutti i giocatori che vengono da lì dove Conte già l'ha allenati si aggiungono. Troppe palle orizzontali in difesa, forse Mariano, sì, vabbè, qui c'è il momento in cui deve capire il Napoli se può essere subito verticale o un po' di palleggio lo deve fare. Secondo me contro una squadra che ti palleggia in faccia, perché il Modena ti palleggia in faccia e non ha paura reverenziale di nessun tipo, e il Napoli ha dovuto un po' inseguirlo il pallone, e poi l'orizzontale anche per darti un pochino di adesso la teniamo un po' noi, adesso ci inseguite voi, quindi non andare subito diretto significa anche questo, stabilire siamo noi, facciamo un po' di possesso anche noi, perché non è che il Monza ci viene a fare l'80% di possesso palla in casa, diciamo, no? In casa nostra. Hermoso niente here we go, si sono calmate tutte le notizie su Hermoso, ma se mi parli di here we go mi piace ricordare sempre che quando Fabrizio Romano è stato incalzato sulla questione Hermoso, lui ha sempre detto se non vi parlo di Hermoso è perché non ne so niente, cerco notizie ma non ne so. Invece vedete come Fabrizio Romano sta molto insistendo sulla questione Osimhen PSG, sta molto insistendo sulla questione Lukaku, quelle sono le cose che lui sa. Per quanto riguarda Hermoso, i rumors su Hermoso Napoli vengono più da fonti diciamo più locali, meno internazionali di Fabrizio Romano. Vediamo cosa succede, perché sappiamo che ne abbiamo tanti, sappiamo che il Napoli deve sfoltire, abbiamo tantissimi mancini tra Nathan, Juan Jesus, lo stesso Buongiorno è mancino ma lo consideriamo centrale, abbiamo la possibilità Olivera Braccetto che appena tornerà e Conte lo proverà sicuramente anche lì, quindi dobbiamo aspettare un attimo. Cop Miners, lo sapevo che usciva di nuovo Cop Miners, non viene a Napoli senza sempre, è quello di cui parlava Conte quando diceva che senza coppe non si può avere una rosa di altissimo livello. Luca,
ci siamo, nel senso è una logica delle cose, ce lo ha ricordato anche Spalletti. Se non vai in Champions hai poco mercato anche in uscita, che non tutti si vengono a prendere i tuoi giocatori, perché vuol dire che nell'annata precedente non hai fatto quello che dovevi fare. È un pochino è quello che sta succedendo al Napoli anche adesso. Abbiamo tanti giocatori che sono medi, alcuni medio alti, alcuni medio bassi, ma che probabilmente prendono un ingaggio difficile per squadre che possono essere interessate a questi tipi di giocatori. Leggasi Mario Rui, leggasi Politano, sono giocatori difficili poi da piazzare. E poi ci sono i giocatori che sono arrivati da poco, come Mazzocchi, come lo stesso Ngong, idem per Raspadori, che non è da poco che è arrivato, però deve trovare il suo spazio perché è stato importante l'investimento, e quindi il Napoli ha un po' di abbondanza che deve risolvere. Perché dobbiamo vendere Lindstrom? Io ho fatto il paragone della carta velina, perché è un po' leggerino. Oggi Lindstrom gol, sì, bene, la confidenza con la porta è bene che ce la faccia sempre vedere. Per il resto non tanto altro. Nel secondo tempo è stato confermato. Facciamola la cosa del secondo tempo, che mi fa piacere. Voi nel frattempo state lasciando i like, vero? È importante che lo facciate. Quindi Caprile fuori, entra Contini, rigore clamoroso di Nikita Contini proprio a inizio secondo tempo. Abbiamo rischiato brutto. Esce Rafa Marin, Rachmani si sposta qui ed entra Ostigard in questa zona. Esce Nathan, entra Juan Jesus, e nel secondo tempo abbiamo la conferma di Anghissà e di Iaccarino a centrocampo. Viene messo Mario Rui sulla fascia al posto di Spinazzola. Vedi, alcune sono cose per provare, ma tu sai che Spinazzola è giocatore proprio. Insistiamo su certi concetti che mi sembrano ben definiti. Spinazzola è di un ottimo livello ed è un gradino superiore a un po' tutti gli altri, perché fisicamente ci sta, perché ha lo strappo, perché ha confidenza col pallone, e quando sta sotto porta non disdegna anche il gol. Spinazzola deve farne 38 per quanto mi riguarda su quella fascia. Speriamo che stia bene fisicamente, perché è un punto di riferimento. È un punto di riferimento per noi sicuramente. Al posto di Mazzocchi invece Zerbin. Tra l'altro è notizia di oggi per tutti gli amici che stanno in America: Paramount Plus Serie A, contratto rinnovato, quindi sarà di nuovo Paramount Plus. Al posto di Politano Ngonghe, e che Carlo Alvino ci piace, dice: ma quello qualcuno di Ngong è la N che non dici all'inizio. Ngong, si riesce a dire Ng senza dire gong, gong, suonate il gong, Ng, si può fare? E nel primo tempo confermato anche Lindstrom in questa zona, distrutto. Lindstrom si vedeva proprio in affanno, il capello proprio tutto bagnato così, che rincorreva gli avversari. Al posto di Shdira il Ciolito col numero 18. Sfortunato il Ciolito. Secondo tempo successe molte meno cose. Partiamo con il rigorissimo di Nikita Contini che esce a valanga e prende solo l'avversario. L'arbitro dice di no. Un'occasione per Simeone, tiro fuori, un errore in fase di impostazione dove lui recupera il pallone, però poi si allarga e il pallone va fuori. Il pallone è troppo grande. Aumentiamo magari la grandezza dei ragazzi, così si vedono bene. Poi mi sono scritto Mario Rui nervosissimo, sventagliata, pallone recuperato in questa zona da Mario Rui, stop di petto, pallone che finisce fuori, l'arbitro che fischia, il guardalinee che segnala il fallo laterale, nervosissimo, butta via il pallone, proteste, fascia del capitano al braccio, capello che vola. Calma Mario, non c'è bisogno di essere così nervoso. Poi possiamo andare nello specifico e dire nervoso perché è in uscita e non ha le offerte che probabilmente... Questo non lo possiamo sapere, possiamo inventarcela la cosa. Domani qualcuno lo scriverà. Mario Rui molto nervoso perché non c'è l'accordo, poi aspetteremo le parole di Giuffri lunedì. Dopodiché continua a scrivere Contini perché il Mantova si muove e ha delle occasioni, tiri da fuori imprecisi,
creano delle cose, pressing furioso, Contini che controlla, non controlla al limite dell'area, poi è costretto ad entrare in tackle, poi fa anche una parata dove si distende e va in calcio d'angolo, e sul calcio d'angolo possiamo vedere che il Napoli di Conte difende a zona, poi capiremo la zona mista, ma non c'era un uomo su uomo. Mi sono segnato solamente una cosa, il 31 sul palo, cioè Iaccarino sul primo palo, il che è una scelta, ovviamente non sarà Iaccarino quando si parlerà di partite ufficiali perché non sarà lui in campo, ma è uno dei piccolini, quindi non lo so se il primo palo viene visto da Conte come cosa non importantissima, perché noi ricordiamo che molto spesso le castagne dal fuoco ce le ha tolte Osimhen mettendosi sul primo palo, sventagliato, ciao. E quindi ti puoi immaginare un Lukaku lì. Invece di partenza non ci va un Simeone, ma ci va Iaccarino. Questa è una notizia che vi do e vediamo se verrà confermata. Poi entreranno poi dopo anche Gaetano in questa zona qui, entrerà Russo al posto di Iaccarino, Russo con il numero 20, ah sì, lui è 28 ma tengo il 38 perché qua è una questione mia di pigrizia, perché tenevo il 38 vecchio. Ambrosino al posto di Simeone per quel problema fisico, e Ambrosino non ce l'ho. Ambrosino non me lo sono scritto perché è dato al Frosinone domani, quindi fate conto che c'è Ambrosino che è un Simeone più piccolino che si muove su tutto il fronte d'attacco ma che non ha avuto fortuna, e poi entrerà anche Mezzoni ce l'ho al posto di Rachmani nel finale e si chiuderà così. Ora quello che ho dimenticato me lo dite voi e andiamo a vedere perché vendere Lindstrom, perché probabilmente, perché già siamo tanti, per rispondere alla domanda di Lionel, perché già siamo tanti in quella zona di campo e perché probabilmente è uno che ha ancora mercato a differenza di altri. Andiamo a capire. Mi risposto in una condizione di normalità, così posso leggervi anche meglio, e vi abbraccio, vi bacio. Per me ha ragione Conte, dipende dagli obiettivi della società. Attualmente siamo una squadra di giocatori medi, qualcuno medio alto e 2 di livello alto. Chi intendi per i 2 di livello alto? Di base io ti dico, turista di internet, che stai parlando di Kvara e di Lobotka. Possiamo aggiungere un livello alto probabilmente anche Buongiorno, un giocatore che può essere di buon livello. Il resto è da capire, perché Anghissà è un giocatore di livello alto, l'ha detto anche Conte, lo considera di livello alto, deve però performare, deve mentalizzarsi e tornare a performare come noi lo conosciamo. Tutti gli altri se la giocano e vediamo che succede. Esatto, Kvara e Lobotka. Tu dici, intendevi Osi e Kvara, e quindi se intendevi Osi e Kvara, Osi Conte già lo sa che probabilmente deve rinunciarvici, e quindi tutti parlano della sostituzione con Lukaku, che è un tema di cui vi anticipo parleremo per tutto l'anno senza dubbio. Chiedo subito una serie di... Oh, grazie Salvatore per distacco, grazie mille, io mi diverto tantissimo. Che ne pensi per la trattativa PSG per Osimhen? Ci può stare 80 milioni più il cartellino di Lee Kang-in? L'ho detto a inizio live, Alessio, non ha senso far entrare un trequartista, loro hanno ancora i 2, cioè è fantasiosa. Il Napoli può essere interessato a un trequartista, ma deve sfoltire Ngog, Polità, Lindstrom, Raspadori, Kvara e Gaetano. In questo momento siamo tantissimi in quella zona di campo tra i trequartisti, e ci puoi mettere anche Foloruscio perché ci sta benissimo lì. Non c'è proprio spazio per un altro trequartista, a meno che tu non decidi di far andare via qualcuno di questi qua. Se riesci a piazzarli, anche se va via Lindstrom, sei comunque in sovrappiù. In questo momento sei comunque in sovrappiù. Vendi Gaetano, vendi Lindstrom, hai comunque le coppie Kvara, Raspadori, Ngong e Politano. Ne deve andare via un altro per far entrare uno come King La In, come Lee Kang In. Quindi non ha tanto senso.
320 like sono troppo pochi, hai ragione, anche perché siamo più di 500, considerando i like preventivi che eravamo intorno ai 100, salite, dovremmo arrivare a 600, ma mi accontento di 450 adesso, vai. C'ho pure una sorpresa dopo, il conto dei gol con i titolari non torna, il conto dei gol, hai ragione. Osi Lukaku meno 10 gol, Zielinski Elmas terzo meno 10 gol al limite, hai ragione Roberto, questo è un discorso che ho sentito fare da Paolo Del Genio in trasmissione, facendo un discorso ovviamente di fantasia. Lukaku quante te ne fa? Te ne fa 13-15, poi ne fa fare magari 14 a Kvara, quanti ne fa Politano Ngong insieme ne fanno 12, Spinazzola ne fa 2 o 3, magari un paio ne fa Di Lorenzo. Dove stanno i gol dei centrocampisti? Hai ragione, perché vanno fatti più gol per arrivare, se vuoi arrivare in Champions, senza dubbio, è un discorso giusto. O aumenti la qualità degli inserimenti anche sui calci piazzati, devono cominciare ad arrivare gol dai difensori sui calci piazzati, perché si sbloccano tante partite, i calci piazzati stessi, fare qualche gol su punizione, fare qualche gol con qualche inserimento. Ecco perché c'è stata la voce di Frattesi che esce, perché è sempre lo stesso agente, no? Riso, adesso il riso abbonda sulla bocca stoltorum, perché ovviamente questi discorsi si fanno. Frattesi è uno di quelli che inserimenti, le cose, il vizietto del gol ce l'ha e quindi ha senso parlarne. Hai ragione, è un problema che si devono porre. Quando li ha fatti mai Zielinski 10 gol? Li ha fatti, Bob, vatti a vedere. Ci sono ovviamente non nell'ultima stagione, ma se torni indietro col tempo, Zielinski tra gol e assist, voi ve ne accorgerete probabilmente più in là, quando usciranno i video, vi ricordate Zielinski? Ma Zielinski non era solamente i gol che faceva e qualche assist che faceva, era la conduzione palla che poi ti porta a sviluppare un certo tipo di gioco. Il Napoli ha fatto una scelta completamente diversa, quindi non c'è il sostituto di Zielinski come non c'è il sostituto di Elmas, perché il Napoli aggiunge un difensore, toglie un centrocampista dal 4-3-3, toglie un centrocampista e aggiunge un difensore, fondamentalmente aggiunge un esterno, quindi da lì dovrebbero venire poi i gol. Spinazzola sicuramente qualche gol lo può fare, Di Lorenzo vediamo come ci ritorna. Questa è la situazione. Spina in gran forma, Spina va benissimo, è di un passo avanti agli altri, sia a livello di forma sia a livello proprio di tecnica. È un giocatore che veramente mi piace tanto. Ti rischi di facere guadagnare 2 o 3 tempi di gioco, quella banale finta tanto criticata, mandava al bar costantemente il centrocampo avversario, ripeto, non è semplice, è vero. Cioè, aveva quel movimento prima di toccare il pallone, movimento di corpo che manda fuori giri tutto il pressing, perché poi se manca uno l'altro deve accorciare e si libera un posto da un'altra parte. Zielinski, a parer mio, ha sempre fatto al di sotto delle sue vere potenzialità, fortissimo, ma non l'ha mai capito lui per primo, o semplicemente noi ci siamo innamorati delle sue possibilità e questo è Zielinski, il che per me è un giocatore che, anche fermandosi qui senza arrivare ad essere De Bruyne, che non lo è mai stato e non è stato nemmeno Hamsik onestamente, comunque nel calcio di oggi bene, più che bene. Poi è chiaro che deve stare al centro del progetto, deve essere mentalizzato, non puoi poi toglierlo da mezzo, andare a litigi eccetera eccetera. Là si crea tutto lo sconquasso che è stato l'anno scorso, ma non torniamoci perché non mi sembra il caso. Abbiamo parlato anche di Gilmour, ragazzi, like, perché io ne ho parlato a inizio live. Salvatore arrivi adesso, il che è giustificatissimo, perché non è che potete stare tutti quanti se sono collegati così. Gilmour è un buon vice Lobotka. Tramsit e Zielinski, un mondo di differenza. Saluti, amo Dio. Faremo fatica
le prime 4 partite. Rolando, non lo so, si farà fatica sicuramente, perché stiamo facendo un lavoro importante sulle gambe. Io spero che, insomma, nel programma generale, Conte ci ha detto una cosa specifica, ha detto le amichevoli non cambiano il programma di lavoro, quindi cosa vuol dire? Che lui non fa martedì pazzeschi, stavolta recupero la live. Grande Manuel, un abbraccio gigante. Penso che Maradona lo lascio, non lo cambio. Mi piace sta cosa del gol, quando un gran gol. Poi di un Maradona, questo è un gol che non viene visto spesso, il Maradona proprio al primo anno. Grazie mille Manu, grazie mille. Un po' di qualità in più servirebbe, ancora più che a centrocampo sulla fascia destra. Vedi che poi come è delicato il discorso, perché nessuno ha il coraggio di dirlo, ma lì si potrebbe fare molto di più. Per questo io dicevo singo. Ma è un ingrippo mio. Ci saranno sicuramente dei giocatori di fascia destra. Ma tu parli di quello che deve andare e venire? Cioè proprio dell'esterno, o di quel del trequartista di destra, cioè dove è la zona di Politano Ngong? Un esterno su 2 molto forte. Io penso che ti riferisci agli esterni, e quello è l'argomento delicato che resterà delicato. Nel mondo dei sogni, faresti un repulisti a destra per prendere un titolare forte, o credi nella crescita di Ngong e Politano? Su Ngong io dico di sì, oggi non benissimo, ma non è che poi ad ogni partita e ad ogni situazione possiamo rivalutare quelle che sono le nostre idee sui giocatori. Io mi sono reso conto anche di una cosa: quando vi sembro prudente e possibilista e non do giudizi trancianti sui giocatori, né in positivo né in negativo, e anche per non influenzare me stesso, perché chi poi deve accendere la telecamera e deve parlare, anche se non lo voglio fare, no? È inevitabile che poi dici: ma avete visto, ve l'avevo detto che Kvara era un fenomeno, Kvara effettivamente è un fenomeno, e poi finisci che tendi a difendere quello che hai detto inizialmente, anche involontariamente. Questa è una cosa che secondo me gira da quando esistono i social, da quando c'è ho detto così, cerco di non voglio vedere le cose cattive, vedo solo le cose buone, o viceversa. Ecco perché mi sto mantenendo un pochino sui giudizi dei nuovi, perché non voglio dirvi Rafa Marino non è buono, no? Per esempio vi dico Rafa Marino non è buono assolutamente, e poi magari comincio a notare delle cose. Io però ho una storia qua su YouTube di obiettività per il più possibile, il più possibile. Vi dissi Ndombele non serve a niente, non è un giocatore, e c'ho salvati delle clip di Ndombele che sembra un giocatore pazzesco, un giocatore clamoroso, come si dice, ma perché se vedi gli highlights anche con il Napoli, semplicemente giocatore pazzesco, ma dove e quando lo ha fatto? Ecco perché mi voglio mantenere un pochino più tranquillo nei giudizi di alcuni calciatori, perché è inizio stagione, perché non sono partite ufficiali. Mi sembra assurdo adesso valutare così. Lindstrom si aggiunge a quello che abbiamo visto già l'anno scorso nelle sue poche sortite. L'inizio è sembrato un pochino in difficoltà. Oggi con il gol, tutti quelli che amano Lindstrom, che hai visto? Ma perché diamogli fiducia. Capite l'imbarazzo che poi si crea se noi andiamo sulla singola prestazione e partiamo con un giudizio? Invece no, singola prestazione. Oggi Ngong, ti dico, ha superato l'uomo un paio di volte ha appoggiato male, mi è sembrato un pochino scazzato. Non cambio l'idea di Ngong, secondo me Ngong è un buon giocatore e lo preferisco titolare vicino Lukaku, se Lukaku sarà, più di Politano, che è uno che scambia nello stretto, che fa un tocco in più. Ngong lo vedo più diretto, più che guarda la porta, più che va pure intorno, più attaccante, e sotto questo punto di vista gli vedo più gol nelle gambe rispetto a Politano. Nel mondo dei sogni io saluto Politano ringraziandolo per tutto quello che ha fatto e mi prendo lì Kang in quella zona, nel mondo dei sogni, ma so anche che se saluto Politano si sposta Raspadori là, e ci sono già dei giocatori che vanno valutati, ecco.
non ha senso giudicare, si creano degli imbarazzi poi, perché uno dice una cosa, poi dopo aspetta di avere ragione e non si gode nemmeno il percorso di un giocatore. Signori, ragioniamo anche su un fatto: ci sono giocatori che esplodono tardi, no? Ci sono quei pochi esempi, non tutti i giocatori di solito li vedi su, però ci sono, per esempio, si fanno, no? Quando dice Luca Toni è diventato fortissimo tardi nella sua carriera, lo stesso Di Lorenzo ci ha messo tempo per arrivare ai suoi... Non tutti sono così, sono pochi gli esempi di questo livello, però ci sono anche dei giocatori che crescono. Un giocatore che è cresciuto negli anni è Fabian Ruiz. Fabian Ruiz arriva con grandi prospettive, già con le qualità che si intravedono, ma poi cresce, fa tutto un lavoro, è stato messo da ala sinistra, poi ala destra, mezzala sinistra, poi è stato messo regista, poi è stato messo incursore, tutto un lavoro che fai con un allenatore, fai con un altro allenatore, vai in un'altra società, conosci nuove realtà, vai in nazionale, cresci fisicamente, prendi fiducia, si cresce, si può migliorare. Quindi tutti quelli che sono i nostri giudizi possono essere tranquillamente flessibili senza dare fastidio a nessuno e si può crescere. Un giocatore come Mazzocchi probabilmente non è un giocatore che può crescere più di tanto. Penso che il livello tecnico di Mazzocchi sarà sempre quello. Oggi gli abbiamo visto però fare un paio di belle finte, se n'è andato in dribbling, una finta da una parte, una finta dall'altra, cross non precisissimo, ma ha fatto delle finte. Quindi prendiamoci, lo so che è difficile, è più facile dire chi Leo, cioè, se invece prendiamo l'analisi proprio della partita, non dico della singola giocata, ma della singola partita di volta in volta, senza essere innamorati delle nostre idee, secondo me è meglio. Osservazione su Caprile. No, non mi è piaciuto. No, Mirko, non ti avevo letto prima e ti leggo adesso. Ecco, Caprile oggi non mi è sembrato sicurissimo, mi è sembrato un pochino in affanno su alcuni rilanci un po' impreciso, un po' frettoloso. Un'uscita che stava per fare l'uscita bassa con rischio rigore e poi si è fermato bene lì, però sul palo è uscito un pochino a vuoto anche lui, non benissimo oggi. Ecco, devo ricordarmi di dire sempre oggi. Se dico sempre oggi è meglio. Allora, secondo me Juan Jesus è da tenere come leader ultimo delle riserve. Sono d'accordissimo in generale, proprio come ruolo. Ostergaard con Conte potrebbe dare qualcosa, essendo ad esempio di testa il più forte in rosa. Nathan in prestito. Allora, sono d'accordo con Nathan in prestito, voglio proprio mandarlo in una squadra dove gioca titolare, magari di metà classifica italiana, sarebbe l'ideale, perché Nathan conferma più o meno le qualità che ci ha fatto vedere l'anno scorso, anche oggi un pochino ruvidino in qualche intervento, la scivolata facile, insomma ha delle potenzialità ancora inespresse. Lo mandi in prestito, lo fai crescere, perché anche lì stiamo parlando di giocatori molto giovani, lo fai crescere, prende un po' di confidenza col calcio italiano, bene. Ostergaard con Conte potrebbe dare qualcosa, essendo di testa il più forte in rosa, sono d'accordo, ma dove lo metti? Perché arriva Buongiorno e quindi se te lo tieni come prima riserva già stai facendo, vedi, stabiliamo Juan Jesus ultimo delle riserve, ma lo puoi considerare braccetto di sinistra, non lo utilizzerei centrale Juan Jesus, braccetto di sinistra al posto di Olivera, questo senza Hermoso. Quindi Juan Jesus, Olivera, al centro Buongiorno, Ostergaard se lo consideri centrale, e a destra abbiamo Rachmani, Rafa Marin. Potrebbe essere una scelta. A questo punto questo esclude assolutamente l'utilizzo di Di Lorenzo nel pacchetto dei difensori ed esclude poi altri movimenti di mercato sotto quel punto di vista. Devi poi risolvere gli esterni. Mario Rui, perché se ti sei preso Olivera per i braccetti, Mario Rui è il vice Spinazzola e lì probabilmente anche lì Conte vuole qualcosa in più. Secondo me non dobbiamo affidarci a Mister Conte e credere nella sua visione della rosa, e dobbiamo essere sicuri che lui possa valorizzare ampiamente i giocatori che lui sceglie. Sì, Daniele, in generale questo è il diktat generale dell'ambiente, perché tutti molto entusiasti così, però mi fai venire voglia di dire una cosa.
Oh, pensiamo che Conte è Gesù Cristo, cioè, nel senso, va benissimo uno credere nella sua visione, essere sicuri che lui possa valorizzare. Ma capì? Però non è che può prendere l'acqua e la fa diventare champagne. Bisogna dargli comunque dei giocatori che in potenziale. Quindi la parte iniziale del tuo messaggio, credere nella sua visione, cioè ascoltarlo, se lui ti dice questo qua proprio non va bene, cerca di piazzarlo da qualche parte perché più di tanto non ci si può fare, e di assecondarlo poi nel mercato, perché non vorrei che le cose non vanno bene, ma Conte aveva detto che migliorava i calciatori. Qualcuno sicuramente potrà migliorarlo, potrà valorizzarlo, ma non pensiamo che adesso lui possa fare l'impossibile. Si deve partire dalla qualità dei calciatori, altrimenti andiamo in difficoltà, secondo me. Valerio sempre più forte, assolutamente lucido e lucidamente. Ormai si prendono appunti quando esprimono le tue posizioni calcistiche. Forza Napoli, sempre grazie a te, Claudi. Gentilissimo. Angela Torre, con Conte Frank o corre, non c'è altra possibilità. E questo è la condizione senza la quale non giochi a pallone, perdi il centrocampo, perché Lobotka già ha fatto tutto quasi da solo l'anno scorso, e adesso col centrocampo a 2, se resta poi solo Lobotka, se Frank non dà una mano andiamo veramente in difficoltà. L'ingegnere Saverio salve, però non è mica male verticalizzare bene senza ricordare il tizio attenzione, ingegnere Angrisani, attenzione, io ricordo bene quello che si disse di Garcia non vuole fare un palleggio troppo sostenuto, ci aspettiamo una squadra più verticale, non vuole che si passi per forza da Lobotka, ricordiamolo bene, e non era nemmeno un'idea cattiva quella, perché venivamo dal fine di campionato dove oramai la gabbia sulla Lobotka ti creava delle difficoltà, cercare con un po' di tempo a disposizione di trovare anche delle soluzioni alternative, e il Garcia che sfruttava Gervinho in profondità, quindi calcio più verticale sulle punte, benissimo, ed è e a livello di proprio sulla carta va benissimo, andava benissimo lui e va benissimo Conte, essere più verticali e andare più vicini. L'importante, che dice Conte, e io non voglio una squadra passiva, cioè che aspetta, che si chiude in difesa, aspetta l'avversario e poi rilancia, perché là diventiamo la squadra piccola. Io faccio sempre l'esempio di Olivieri, perché quando il Napoli era in mano a Olivieri era proprio la palla lunga su Murgita e poi speriamo che qualcuno si inserisce, proprio prendiamo mazzate da tutte le parti e cerchiamo di buttarla in avanti. È un Napoli che spero di non rivedere mai più, e non credo che con Conte rivedremo questa cosa qua. Propositivi, la riconquista alta, la differenza tra riconquista e riaggressione, probabilmente potremmo vederle tutte e due, sia la riconquista, cioè quando perdi palla riconquista subito, e la riaggressione, cioè lanciare in avanti e riaggredire il pallone. Questa è in fase di possesso, la riaggressione, lanciare in avanti e aggredire la seconda palla. Secondo me possiamo vederle tutte e due. L'anno scorso il tiki-taka inutile, no, c'è stata una via di mezzo inutile, c'è stato qualsiasi cosa, anche il lancio lungo che non portava a niente, anche l'isolato Osimhen non seguito da nessuno, anche il partire troppo da dietro e poi troppi chilometri da fare in avanti, quindi non era un contropiede, non era una costruzione dal basso, non era un tiki-taka, era un ibrido generale dove nessuno ha dato il massimo, e quindi Rossitto, ma non apriamo il cascione dei ricordi, se no andiamo esatto, andiamo veramente nella tristezza. No, stiamo guardando in avanti con più entusiasmo. Coltivati il discorso di difensore, non vedo assolutamente Di Lorenzo e Olivera a bracetti di difesa. Con l'Uruguay parliamo di calcio sudamericano, e Di Lorenzo abbiamo visto i risultati con l'Italia. Sì, Di Lorenzo meglio quando va in avanti, sono d'accordo, l'abbiamo visto spesso in difficoltà nell'1 contro 1, nella difesa, anche quando arrivano i cross dall'altra parte lui tende a stringersi molto e arriva poi l'esterno che si inserisce. Politano non ha fatto la rincorsa, Di Lorenzo finisce centrale, poi problema. Quindi anche lì, se tu hai
un possesso di palla, sai di avere il possesso di palla perché incontri una squadra che si chiuderà completamente, puoi pensare a un Di Lorenzo, Braccetto, dove si sviluppa regia di calcio da lì e non lo consideri un giocatore che dovrà fare tanti interventi difensivi. Lo puoi pensare così se vuoi essere un po' più offensivo. Di Lorenzo, Braccetto, e magari sulla fascia ci metti lo stesso Politano. E lì stai decidendo questa partita, noi la comandiamo dall'inizio alla fine e non c'è problema. Tutto può traslare, perché Conte ce lo ha detto, che tutto potrà traslare anche con una difesa a 4, quindi Di Lorenzo Braccetto può diventare terzino con uno Spinazzola che si abbassa un pochino. Niente di trascendentale che si può fare, ma anche io lo preferisco sulla fascia. Olivera invece secondo me è un buon compromesso, perché con l'Uruguay sta facendo proprio il difensore centrale di sinistra di una difesa a 4. C'hai ragione quando parli di calcio sudamericano, e c'hai ragione perché se andiamo a capire poi Bielsa, idee particolari, però un Olivera a tutta fascia non so quanta qualità abbia nel chiudere l'azione e nella qualità del cross. Lì Spinazzola si fa preferire secondo me, e Braccetto è quella via di mezzo tra un giocatore che può inserirsi anche centralmente, che ha una notevole fisicità che può fare il difensore quando mandano una palla in mezzo, e quindi lo può fare. Lo proverei. Certo, meglio Hermoso. Se ci fosse la possibilità di Hermoso, meglio Hermoso con Olivera prima riserva da Braccetto, se chiedi a me, ma sempre nel ritornare nel discorso dei sogni. Ho loco Prunier. Mancano 100 like per Prunier subito. Allora, io devo fare una cosa. E dovete bear with me. Dovete darmi un attimo perché è una cosa un pochino macchinosa, ma se riesco a farla è una cosa simpatica che devo fare però in diretta, perché non c'è altro modo per me di farlo. Voi i like l'avete mandato? È una bella live, con un'analisi tattica eccetera eccetera. Nel frattempo voi lanciate i like, invitate i vostri amici nella live, dice c'è sta lista che sta parlando, dice tutte cose strane. Allora, calma, perché chiedo tanto, può essere pure che sto laggando in questo momento, anzi sono sicuro che sto laggando, perché sto chiedendo tanto alle macchine. A proposito, avete visto, è saltato tutto quello che doveva saltare, tutto il sistema Windows, poi non ho seguito bene, ma è successo veramente la qualsiasi. Ok, questo dovrebbe essere fatto. Stay on page, facciamo una controllatina e dovrebbe essere fatto. Benissimo. Allora, domanda che mi sfizia tantissimo, Christian. Kvara non si sa se prende il 7. Oggi io mi sono svegliato con questa notizia, non so chi l'aveva messa in mezzo, Corriere, Repubblica, non lo so. Poi c'è stata la contronotizia da un Instagram, un account Instagram che non credo sia l'account ufficiale della Georgia, ma più follower, cioè 187.000 follower rispetto all'account che sembra ufficiale della Georgia, che ce ne ha 87.000, quindi dovrebbe essere abbastanza attendibile se i numeri valgono qualcosa. E dicevano no, Kvara resta con 77. Sapete la mia opinione, lui ha reso il 77 un numero assolutamente iconico e spero non lo cambi mai. Se lo vuoi cambiare quando ci saluterai va benissimo così, ma hai reso il 77 talmente un numero che 77 è cioè lui, capisci? Non leghi l'idea del 77 a nessun altro calciatore, non c'è. Se invece ti vai a prendere, lo so, è il tuo idolo Cristiano Ronaldo, il 7 va benissimo, ma entri nella storia dei 7 che per il Manchester United ha un senso, no? Tutti i grandi giocatori col 7, Cantona, Beckham, poi Ronaldo, va benissimo. Nel Napoli Elmas, Cavani, l'ha avuto per un anno, poi Lavezzi prima di passare al 22, ma anche Montesanto e anche altri giocatori
insomma un giocatore che a me piaceva tanto, che era Turrini. La sorpresa, aspetta. Quindi fammi aggiustare, perché sennò andiamo in difficoltà di feedback. Lui lo sa, Giuseppe lo sa che il feedback può essere un feedback positivo, ma se poi è audio diventa un feedback negativo. Quindi io ho chiesto a Kvara ufficialmente di rimanere col 77, poi faccia quello che vuole. E saluto e do il benvenuto a Giuseppe, che indossa una maglia interessante e ci deve parlare di una cosa che succede da un po' di tempo in quel degli UK. Ciao Giuseppe. Ciao Valerio, come stai? Bene, piacere di averti qui con noi. Piacere. Come te anche noi siamo tifosi d'oltremanica. Noi siamo in Inghilterra, te negli Stati Uniti, e dalla festa a scudetto, dopo 2 minuti dal gol di Osimhen, noi abbiamo non solo creato il Royal Partenope Club di Londra per seguire le partite del Napoli, ma è nata anche questa piccola cosa qui, che è la squadra di calcio ufficiale del Napoli in Inghilterra. È bellissima sta cosa, quindi nasce come fan club per seguire, per creare insomma un senso di community, che noi all'estero abbiamo sempre bisogno di avere un senso di community, e poi hai fatto pure una squadra di calcio. Esatto. Quindi noi siamo regolarmente iscritti alla Barnet League, che zona nord di Londra, da dove stiamo partendo. Diciamo che equivale alla terza categoria, come siamo partiti l'anno scorso. Primo campionato, prima promozione, arrivando terzi. E con il 90% dei giocatori completamente napoletani, che vivono qui, che lavorano, studiano qui a Londra, e abbiamo per esempio altri giocatori che non sono cittadini napoletani, ma sono o baresi o toscani, eccetera, che però tifano Napoli. E abbiamo alcuni stranieri in squadra che invece amano Napoli o che sono stati a Napoli. Quindi questa è la condizione per giocare con questa squadra, essere legati, perché poi si indossa l'azzurro. Fammi vedere questa maglietta. Esatto, allora questa è la maglia dell'anno scorso, abbiamo le nuove in arrivo. Questa qui che ci ha portato fortuna l'anno scorso con l'Egea, che ci è stata molto d'aiuto, ci ha aiutato tantissimo. Purtroppo Brexit crea anche delle barriere doganali incredibili. Quando vedi grandi ordini, qualcosa sempre succede, e infatti noi abbiamo avuto i pacchi bloccati alla dogana per un mese. Devo dire che l'Egea ci ha aiutato tantissimo su questa cosa qui. Questa è la maglia porta fortuna, primo campionato storico della Royal Partenope, la maglia degli azzurri, terzo posto. Ma la cosa più bella è che noi abbiamo iniziato a giocare su dei campi di periferia, perché quello ci passava il convento, quello erano i soldi. Visto che da parecchie partite venivano troppi tifosi, gli arbitri volevano sospendere le partite per problemi di ordine pubblico, perché c'era troppa gente a bordo campo, e quindi adesso ci hanno dato questo stadio, il New River Stadium, a Tottenham, sempre a nord di Londra, dove paghiamo una cifra irrisoria per avere a disposizione uno stadio da 3.000 posti, una piccola bomboniera, che è diventato lo stadio della Royal Partenope, lo stadio degli azzurri. È una storia bellissima. Tra l'altro ne hanno parlato i giornali, tu mi hai mandato penso un articolo sul Mattino, su Repubblica, e mi fa piacere insomma farlo sapere in generale. Il canale è piccolo, umile ma onesto, quindi arriverà in giro. Mi facevano ovviamente notare, noi abbiamo il Tore Falanga, che è un grandissimo abitué del canale, che se non vi conoscete ancora vi devo assolutamente mettere in contatto, così aumentano i tifosi, potete collaborare, magari la nuova maglia quest'anno, se Tore c'ha delle idee belle, se si può fare. Bellissima iniziativa. Giuseppe, allora ora, al di là di questo, parliamo insomma del Napoli che verrà, del Napoli che si sta sviluppando. Come vedi questa squadra? Hai visto la partita? Se hai avuto modo di vedere?
fase di costruzione. Quest'anno vedo un sacco di giudizi già dopo una prima amichevole con Launane. Vabbè, fa parte del gioco, però già quello non è buono, che là è un fenomeno con la partita con Launane. Piano piano io non ho tantissimi, io vado un po' controcorrente, ok? Io non ho tantissima gratitudine verso Antonio Conte come allenatore. Mi piace, attenzione, grande allenatore, con l'Italia ha fatto un miracolo, con la Juve mega miracoli, con l'Inter ragazzi mega miracoli, però vediamo. Il mio preferito erano altri allenatori. Senti, ti interrompo un attimo perché stanno arrivando messaggi Sì. tutti i commenti. Cioè voi avete lo stadio, noi non ancora. Ci devi far arrivare, allora, ci stanno chiedendo, ci devi far arrivare le foto dello stadio. Noi terremo la storia della Royal Partenope praticamente parallela a quella del Napoli e racconteremo quello che farete quest'anno. E mi fa troppo ridere questa cosa, che voi già avete lo stadio. E qualcuno mi chiedeva, lo Stato incentiva il calcio a questi livelli? Come funziona? Siete tutto gestiti? Noi siamo un po' fortunati qui in Inghilterra, la piramide del calcio funziona bene perché la Premier League funziona bene. Mi spiego meglio. Noi siamo in una zona prettamente fra Tottenham e Watford come zona di locazione tifosi e noi ad esempio siamo ospitati dal Tottenham che ci hanno ospitato per dare dove noi ci alleniamo in pratica ogni martedì e giovedì e dove si allenano le giovanili del Tottenham qui a Finchley. Quindi noi abbiamo come se tu affittassi tutta la Stable Tour, no? Per 58 sterline a settimana. Ma è una cosa meravigliosa. Esatto, perché poi il Tottenham paga tutto il resto, mette tutto da parte per noi, eccetera. Questo succede con noi, che siamo la piccola realtà in assoluto, una realtà locale, è nata solo l'anno scorso, ma con anche tante altre squadre. E poi appunto l'FA ti aiuta tantissimo nel processo di registrare la squadra, sostenere la squadra, trovarti gli sponsor se tu non ci riesci e trovarti sovvenzioni, quindi o bonds, o funds, o appunto fare l'application per ricevere dei fondi dal governo. Ecco come funziona il calcio in Inghilterra, che è fatto veramente veramente bene. Quindi noi abbiamo iniziato l'anno scorso che ci allenavamo nelle frasche, proprio nei parchetti bruttissimi, quando pioveva era fango, e poi abbiamo fatto un paio di richieste in giro fin quando poi il Tottenham ci ha risposto e ha detto ragazzi venite a giocare qua, quando noi finiamo la sera alle 7, dalle 7 alle 9 state voi e mi pagate solo la liability insurance. E quindi così abbiamo iniziato. Tu immediatamente, no? Questo la dico io così, tu diventi simpatizzante del top. Cioè se arriva uno scontro al vertice, ma non lo so se tu hai una squadra già preferita in Inghilterra. Questo era Tarantello, perché io sono tifoso dell'Arsenal qui in Inghilterra. Ecco qua, quindi la più grande. Quindi è bellissima come cosa, perché quando ti alleni poi hai tutti questi boards attorno al campo, Tottenham Academy, con e tu stai là in coppo campo con sta cosa, con sto magone, sia da tifoso del Napoli che tifoso dell'Arsenal, però dici vabbè, stanno dando una mano, ovviamente è una cosa che non è poco. Giuseppe, grandioso tutto ciò. Quindi tu hai seguito anche il Conte Tottenham. Esatto, è stato qua e secondo me ha più reputazione all'estero che in Italia, soprattutto in Inghilterra. Il Conte dove è venuto ha fatto benissimo. Il Tottenham sono anni e anni e anni che fa male di suo. Sono loro che proprio non riescono. Però la prima stagione di Conte al Tottenham è stata una roba assurda. Raggiungere la Champions con il Tottenham non era molto scontato, È stato un mezzo miracolo, più o meno come mo sta il Napoli. Anche perché poi loro venivano da anni con allenatori che tranne Pochettino hanno distrutto il Tottenham e i suoi giocatori con campagne di mercato orribili. Conte è arrivato e ha portato la cazzimma, che è quello che dicevano tanto qua in Inghilterra,
l'ha fatto al Chelsea, l'ha fatto ovunque è andato e lo voglio vedere anche a Napoli. Io rimango fiducioso. Speriamo che il suo gioco sia bello. A me piace tanto vedere una bella partita di calcio. Mi piace vedere il gioco. Io amo il calcio. Mi piace vedere una bella partita di pallone. Thiago Motta l'anno scorso mi faceva vedere tante belle partite di pallone. È vero, ha dato un'impronta proprio alla squadra e poi sono arrivati anche i risultati, perché quello poi va di pari passo, di solito dovrebbe andare di pari passo, però si deve partire da lì, perché non siamo, io ci tengo, sto ripetendo questa cosa come un mantra, che non siamo tenuti a vincere quest'anno, dobbiamo crescere, dobbiamo rimetterci in carreggiata con le famose solite note di cui ha parlato anche Conte e stabilirci come una realtà che siamo stati negli ultimi anni. E poi c'è stata questa scivolata, diciamo, dell'anno scorso. Poi abbiamo dei fenomeni in squadra che per me sono fenomeni. Kvara, ragazzi, secondo me è uno di quei top 10 giocatori nel mondo nel suo ruolo, e abbiamo la fortuna di averlo ancora un altro anno a Napoli, che non è scontato. Lobotka è un giocatore da Barcellona, averlo a Napoli è tanta roba. Sono piccole cose che con Conte possono far benissimo, e d'altro canto spero che veramente ci siano tante entrate sul mercato e tante uscite sul mercato. Ecco, sulle uscite per esempio, perché adesso si è parlato di questa famosa lista di quelli che, secondo te, chi sono gli indiziati, l'indiziato numero 1 ad essere venduto, se ci saranno poi le offerte? Visto che faccio un discorso logico da direttore sportivo della Royal Partenope, quindi manco L'ha detto proprio nella lavoro. esatto. Se io inizio a comprare tutti questi difensori, il primo che deve uscire è un difensore. Ok. Quindi Ostigard, Juan Jesus, li vedo già con un piede e mezzo fuori. Non capisco perché siano ancora a Napoli. Spero che sia solo un problema di tempistiche, ma a quest'ora dovrebbero essere già verso altri lidi, anche per loro, per imparare gli schemi e allenarsi con le nuove squadre. Calcola che la Serie A è il campionato che inizia per ultimo insieme alla Lega Spagnola. Il campionato inglese inizia a metà agosto, quindi fra un paio di settimane è già tempo di calcio. Visto che qua si parlava di qualche offerta per la Championship per Ostigard, quindi meglio che vada. E poi spero che Lindstrom vada via tanto. Ok, e si parlava, adesso ne approfitto perché tu da lì, si parlava dell'Everton. Esatto. Quindi sono confermati questi rumori anche in Inghilterra? Sì, è praticamente dato per fatto. Mo, tra il dire e il fare, c'è di mezzo lo stremaniche. Però vediamo un attimino. A me Lindstrom mi piacerebbe tanto che lasciasse Napoli, perché quello che ha detto Calzona l'anno scorso, che non è un giocatore che gioca negli ultimi 30 metri, è verissimo. Lindstrom ha bisogno di giocare per un team come l'Everton, come altri team che giocano molto più indietro e che ha bisogno di quei 60 metri per andare in avanti di spazio, esplodere la sua velocità senza attesa e ripartenza. Esatto, perché non è quel giocatore brutto che è stato descritto, ha giocato malissimo, perché appunto non è quel calcio che lui fa, a cui è abituato. Una squadra come l'Everton, anche il Lione, infatti a lui si sono interessate squadre che giocano molto basse. Il Napoli non doveva proprio prenderlo l'anno scorso. Fabio ti chiede il tuo ruolo. Allora, noi sappiamo che tu fai il direttore sportivo, giochi anche? No, sono troppo grasso e lazy per giocare, ragazzi. Ho fatto 10 anni di football americano negli Stati Uniti e in Italia, mi sono rotto tutte le ossa e ho lasciato perdere. Poi lo sport dove simulare non è possibile. Esatto. Le prendi davvero le botte. No, lui è manna, ragazzi. Lui individua poi i talenti, li porta. Abbiamo preso un ragazzino adesso che è fortissimo, Giulio Marroni, dal Crystal Palace, 15 anni, preso in prestito. Abbiamo battuto la concorrenza del Giuliano, Serie C. Vedi, poi vai pure in... La famiglia è voluta rimanere in Inghilterra, quindi ci siamo buttati e l'abbiamo
senza alcun pronostico ci siamo lanciati e ce lo siamo preso noi. Sono storie. Royal Partenope con l'H. Esatto, perfetto, così. Bello. Quindi questo è Giuseppe, proprio il logo io- che poi trovi. Fai vedere il logo. Ah, esattamente, con la dea. La sirena, quale dea? Perché poi la dea, poi loro l'Atalanta si è preso questa cosa della dea, la sirena. Sì. Io sono contentissimo di averti avuto ospite qui, ci rivedremo sicuramente, ci terrai aggiornato con le... Avete un Instagram, una cosa che possono andare a seguire gli amici? Sì, siamo su Instagram, siamo su TikTok, Royal Partenope. Allora, su TikTok noi abbiamo circa una trentina di componenti dello staff, tutti napoletani, che danno il proprio tempo in maniera volontaria alla Royal Partenope, proprio perché vogliamo che questa squadra raggiunga i livelli semi-pro e pro nel giro di 2 anni, 3 anni, e abbiamo tutti questo sogno di avere una squadra napoletana che partecipa ad un campionato nazionale. Siamo pazzissimi su sta roba. Sui vari abbiamo social media managers, abbiamo content creator che lavorano per i nostri social media, e se vai su TikTok infatti trovi una squadra presentata molto più simpatica, su Instagram una parte un po' più ufficiale. Però io vi invito veramente tutti a venire al New River Stadium. Voi dovete vedere, ragazzi, che quando entriamo in campo noi abbiamo la possibilità di mettere l'inno della Lega di Barnet e poi mettiamo le nostre canzoni. Tu devi vedere sti inglesi che entrano sul campo e noi stiamo con le canzoni di Pino Mauro. E non possono mai sapere tu che tipo di messaggio stai lanciando. È meravigliosa, è una realtà incredibile e sono troppo contento di averla potuta ospitare e diffondere, e ci terremo in contatto. Silvino dice: tra Giuliano e Royal Partenope non ci penserei più di un minuto, e quindi già è così. Seguiremo tutti. Esatto, vi aspettiamo tutti sui canali della Royal Partenope. Valete, grazie mille, perché noi ti seguiamo dalla mattina alla sera, perché abbiamo fatto tante battaglie, abbiamo seguito tante battaglie tue sull'e-commerce, sul come vedere le partite all'estero. In pratica i problemi che hai visto, hai affrontato te dagli Stati Uniti, li abbiamo anche noi. Certo. E quando si parla di tifosi all'estero del Napoli, anche da parte della dirigenza del Napoli, noi ci sentiamo totalmente dimenticati su questo, e quindi sei l'unico che dà voce ai tifosi all'estero. E perciò ci tenevamo a conoscerti, a stare con te, perché appunto ci hai dato voce, sei stato l'unico che ha dato voce ai tifosi all'estero. Mi fa piacere, e non ci fermeremo mai finché non saremo considerati, cioè ci sentiremo legati e connessi con la squadra senza nessuna barriera architettonica o virtuale. Si fa il possibile. Grazie mille, Giuseppe. Grazie, ciao a tutti. Un abbraccione. Che bello, Royal Partenope, una realtà che non si può immaginare, il Tottenham che li fa allenare, cose veramente pazzesche, e mi fa piacere aver potuto dar voce a questa situazione. Nel frattempo io ho lanciato il link nel canale Telegram, quindi non dedicato solo agli abbonati, ma a tutti quelli che seguono il canale Telegram dedicato alle notifiche. Se qualcuno vuole intervenire, fare un saluto, fare una domanda o una considerazione, per tornare a parlare di Napoli, delle cose così e del futuro. Bellissima iniziativa, dice Marco. Tra l'altro Marco, Paramount confermata, quindi penso anche tu confermata. Nel frattempo Fabio, un vocale, adesso lo recuperiamo. No one kill us. No one can kill us. Buonasera amici belli, ciao Ale. Non so se hai ascoltato le parole oggi di Conte, ma non tanto per ciò che ha detto, e mi collego all'ultima intervista che tu facesti notare la sua preoccupazione. Stasera tono basso e postura del corpo molto preoccupata. Mi sa che la storia del poco mercato sia già finita. Forse per questo De Laurentiis l'ha raggiunto in intervista.
Allora, adesso ascolto anche Peppe Di Palma, altro vocale. Ho aperto la live con le parole di Conte perché era ancora in, diciamo, la scia della partita con Deci Pepellini che ha intervistato Conte e Rachmani. Ho visto un Conte che, insomma, è abbastanza onesto nell'analisi, dice è stato un ritiro in crescendo, dobbiamo migliorare ancora parecchie cose, si vede negli occhi che si è reso conto toccando con mano di alcune problematiche che vuole risolvere. Sì, la presenza di De Laurentiis, non ho capito se tu mi dici che De Laurentiis lo ha raggiunto anche in intervista, questo lo devo andare ad approfondire, però sicuramente se l'idea di De Laurentiis, che è quello che ho pensato quando arriva Conte, no? Quando De Laurentiis sceglie un allenatore che paga tanto, un allenatore di grido, che aiuta a tenere la piazza, non sfaldare completamente l'ambiente e ti dà anche una mano sul mercato, perché un Buongiorno che vuole lavorare con Conte gradisce la destinazione più di altri e ci ragionano di più, c'è qualcuno che subisce, tra virgolette, il fascino di Conte e si muovono delle cose. Se fosse arrivato un Pioli o un italiano e anche uno che mi piace, un Palladino, non credo che si sarebbe stati nella stessa. Sto entrando in certi verbi che poi, parlando con l'amico inglese, esco dall'italiano. Sarebbe stato più difficile, però l'idea di De Laurentiis di rimanere con la maggior parte della rosa, perché dici ho pigliato Conte, me la aggiusta lui, questa è la rosa che aveva vinto lo scudetto, e sono passati altri 2 anni, qualcuno lo abbiamo salutato perché non c'è Kim, non c'è Lozano, non c'è Emerson, non c'è Zielinski, non ci sarà Osimhen, e quindi è molto lontana dalla rosa che ha vinto lo scudetto, oltre a tutta una serie di cose, perché quella era una squadra che non aveva mai vinto, con la spinta finale andiamo a fare questo miracolo. L'altra squadra, quella che ti ritrovi, è quella che aveva vinto e che poi si è sfaldata, quindi bisognerà intervenire sul mercato senza dubbio e dare, no, ecco, la dico proprio chiara, non dobbiamo dare alibi a Conte. Questa è la cosa su cui mi sento di battere oggi. Non diamo alibi a Conte, che registriamo la sua storia, è uno che ha il lamento facile, si lamenta delle società, si lamenta delle situazioni che non sono perfette, anche quando le volte sono ottime, è uno che si lamenta. Quindi non fare 30 che non fai 31, fai 31 perché altrimenti può diventare un investimento inutile, ti metti solamente in casa uno che poi si lamenterà con te. Quindi non dare l'alibi a Conte, dagli tutto quello che è possibile dargli, all'interno sempre di una gestione economica che non deve essere un salasso e un rischio che poi se non va in Champions succede un macello. Dagli tutto quello che lui ti chiede per ottenere il 4º posto minimo, e poi sta a lui. E quindi delegando, cosa che abbiamo auspicato e che siamo contenti di poter vedere, delegando, uno non se la prende più con De Laurentiis, dice Manna, gli hai comprato i giocatori, perché è Manna, deve essere Manna, gli hai comprato i giocatori che lui voleva, Conte, li hai messi in campo, li hai fatto ruotare, hai capito che quello funziona meglio di così, eccetera, eccetera, perché poi l'analisi di Conte avverrà con l'inizio del campionato. Adesso è tutto lavoro che deve essere fatto, lo staff molto bene, Oriali, il nutrizionista, tutto bene. Non diamo l'alibi a Conte, ecco, non dargli modo di lamentarsi, dice ma io volevo un certo tipo di giocatore e tu mi hai lasciato Caiuste in squadra e con Caiuste si arriva settimi. Quello è capace che te lo dici e poi c'ha l'alibi e dici tu non gliel'hai dato e ritornano poi le responsabilità della società. No. Conte, uomo al comando, benissimo, non dargli l'alibi. Questa è la mia considerazione di oggi. Quanto si paga Paramount? Mi pare che siamo tra i 100 e i $110 all'anno. E io feci il rinnovo, se non sbaglio il rinnovo poi si fa a gennaio, cioè inizio anno, quindi lo feci a scatola chiusa nella speranza di... Comunque ho sentito di prezzi da zone pazzeschi e quindi vado meglio io, onestamente. Peppe Di Palma. Ciao Vale, ciao a tutti gli amici Berlini. Stavo pensando,
guardando la difficoltà del Napoli di piazzare Osimhen alla cifra della clausola e guardando i big club che spendono il big money, fare acquisti con cifre un pochino più umane rispetto a quello che ci avevano abituato ultimamente, e pensavo, ma se stessimo andando in una direzione in cui il cartellino andrà a pesare molto di meno, se non addirittura andare ad azzerarsi in favore solo di offerte contrattuali? Quindi gli ingaggi, e quindi ancora più importanza a quelli che saranno gli intermediari, le famose commissioni, eccetera, eccetera. È una tendenza che secondo me ci sta. Se tu ragioni su Mbappé, che deve andare, non va, non rinnovo, non resta un altro anno, ma senza rinnovare, poi e alla fine va perché alla firma il bonus, più che il cartellino, il bonus alla firma supera i 100 milioni, così. Parliamo della situazione estrema. Però potrebbe essere che è così, perché è il mercato, sono poi i bilanci delle squadre che sono andati in tilt quando spendi più di quello che puoi, perché devi avere l'equilibrio tra quello che spendi e quello che guadagni come fatturato, e quindi loro riversano, come si dice, rigirano. Daniele, come si dice? Ti ho visto là, come si dice? Ridirectano. Si veicolano, diciamo. Nel senso che spostano poi la spesa da un'altra parte. Così. Ma abbiamo anche Guido, così faccio parlare a lui in italiano perché io non ce ne ho più. E anche un gol 7 di Lavezzi, non ce la faccio. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, buonasera popolo juventino. Non potete più saltare adesso. I rumori. Subito la polemica. Non si può saltare su chi non salta juventino. No, non si potrà proprio più dire, quindi ogni cosa a suo prezzo. Guido, ma non ti sembra un salto in avanti? Cioè potrebbe essere un momento di deprovincializzazione? No, quello sì, infatti non era un po' stucchevole questo tifo da Zulu. Cioè basta, hai capito che tutti gli allenatori devono saltare? Cioè... No, da quel punto di vista mi permettevo di scherzare, perché sapete, io quest'idea che quando senti negli stadi, io sono triste per questa juventinizzazione, perché pensavo di avere qualcosa di speciale anche nel rispetto proprio delle regole degli avversari, eccetera. E quando sento i cori beceri, qualunque, non solo contro di noi, e quel coro non mi ha mai appassionato, perché io preferisco creare piuttosto che distruggere e insultare. Cioè, vabbè, uno salta perché... Però è la stessa cosa se Valerio fa un accordo meraviglioso e crea melodia, piuttosto che dice tu non sai suonare. Ok, quello non sa suonare, ma tu non hai fatto nulla, ha detto. Quindi secondo me è la stessa cosa. Quindi scherzavo, perché era anche giusto farlo, perché verranno tempi difficili. No, perché io lo so che qualcuno riprenderà quei momenti e quelle cose se succede un pareggio di troppo. Io Juventino, perché così andrà a finire. Ti faccio i complimenti, però mi sono collegato adesso, perché quell'intervento molto bello aprirebbe la strada a considerazioni molto importanti politiche sulla povera Italia, che forse è meglio non fare il canale di Valerio, però mi hanno stretto il cuore. Ti dico solo una cosa, per parlare di sport, poi voglio lasciare, perché vedo due ospiti. Vabbè, uno gli devi togliere subito il saluto perché deve avere le maglie giuste, l'altro invece lo vogliamo con gioia. Io sono un grande appassionato di golf, ma in Italia il golf è uno sport inarrivabile, uno sport non per ricchi, per ricchissimi. È un periodo con un cugino di mia madre, stavamo in Scozia, e in Scozia a golf giochi come quando affitti un campo di tennis, e puoi anche affittare la sacca con mazze usate lì, eccetera. Non devi essere solo fighetto, andare a comprarti le cose dai negozi super l'elite di Milano, devi far parte del clubhouse. E la stessa cosa, siccome sono appassionato di vela, io ho cominciato a guardare la Coppa America, ma proprio all'inizio degli anni '80. Voi sapete, ci fu il grande shock quando per la prima volta gli Stati Uniti persero la Coppa America a favore
della Nuova Zelanda, da Newport a Auckland, comprai questo libro. Auckland. E per anni il PIL di quella nazione ha avuto un piccolo incremento per la presenza della Coppa America. E tu vedevi tutte queste imbarcazioni. Allora lì si va in barca a vela, già da piccolini. Ovviamente ci sono le barche di lusso, quelle sono un'altra. Però andare in barca, altra cosa, non è già la prima forma elitaria, eccetera. In Italia già calare una barchettina, no? Se tu ce l'hai da qualche parte, quindi già quando tu la cali in acqua ha un costo. Non parlo ovviamente di barche grosse, 8 posti, motore, eccetera. E queste cose, no? Tu vedi, loro possono affittare con un prezzo accessibile e far andare avanti una bella realtà, ma non una struttura qualunque. Che tipo di struttura? Nonostante la Premier è un campionato d'elite, il campionato più ricco e probabilmente più prestigioso nel calcio europeo, e forse per attrazione, non solo europeo. E questo è un discorso importante, però in Italia non si può fare, perché l'Italia deve aver preso male, sai il gioco del telefono, Valerio, quando tu dicevi una parola e poi perdevi il senso, dice una nazione comunista, ma ha capito male cosa significa essere comunisti. Il calcio da basso è proprio un esempio di quello che tu dicevi, cioè se non crei poi i campioni del futuro dal basso non escono, e questo esempio della Royal Partena, perché si può allenare nello stadio del Tot, è una cosa. Considera che noi, e chiudo, no? Poi nel canale di Valerio ci possiamo permettere, essendo un canale libero, di spaziare, no? L'Italia ha ottenuto tantissime medaglie grazie a campionesse e campioni che ci hanno fatto sognare, in quelle che erroneamente in maniera zotica vengono spesso dichiarate discipline minori. Per esempio, però, abbiamo avuto uno dei sciatori più famosi della storia, che è stato Tomba, no? Ma se tu ci pensi, questi sport che non hanno nulla di minore, Valerio, gran parte di questi campioni provengono dal mondo delle forze armate. Sì, quindi è un tema che mi ha acceso il nostro amico che compare, molto delicato, che non si affronta, che non è una critica da parte di Guido. È detto come mai chi fa scherma, chi fa le arti marziali, chi fa tu, Deborah Compagnoni in passato, io provengo da quella. Ha ragione, pure la vedo così. E quindi c'è qualcosa che non ha funzionato e non abbiamo belle strutture, perché poi in realtà nelle strutture americane, per chi le ha visitate, ma io quando vivo in Lussemburgo avevo 11 anni quando mi trasferì lì, rimasi impressionato dalle strutture sportive. Solo il Lussemburgo è proprio piccolo come la Valle d'Aosta, quindi quando tu hai proprio un materiale umano risicatissimo non puoi aspettarti una presenza. E ha avuto pure un campione di sci, eccetera, però è troppo piccola come nazione, e ha avuto, e chiudo, un difetto per tanti anni, pur essendo la nazione che ha il reddito pro capite più alto al mondo, ma se è il secondo, qualcuno interviene, in Lussemburgo non c'era università, e quindi poi tutti i ragazzi andavano a studiare fuori. Una delle forze degli Stati Uniti d'America è il sistema, non parlo come livello di apprendimento, no, il sistema scolastico, che è la prima forma di livellamento sociale. Tu puoi pensare, tutti i giocatori che poi hanno fatto grandi, l'NBA, l'NFL, eccetera, in Italia sarebbero stati degli scappati di casa, casomai non finivano manco gli studi. Lì si sono presi quella che erroneamente noi chiamiamo laurea, perché Valerio poi vi spiega il sistema americano com'è, e poi sono diventati campioni e hanno creato addirittura aziende o dinastie. E quello è una forma di ammortizzazione sociale, è ovvio che oltre che di grande spettacolo, perché poi comunque tutto quello che gira attorno dello sport. Noi ancora dobbiamo capire di che morte dobbiamo morire, perché però quando senti queste cose, siccome si parla, no? Il Napoli quello sta facendo, gli altri vanno avanti e tu non ti accorgi, se non ti confronti con realtà molto belle, anche con amicizie. È bello potersi confrontare con amicizie di tutto il mondo, che gli altri vanno avanti, non è che ti dicono ok Italia, noi ci fermiamo 10 anni, ti aspettiamo che tu fai le strutture, fai le regole un po' più sane, noi non facciamo più nulla, ma che vanno avanti. Però do il benvenuto a Daniele, a Fabio e a Vincenzone. Hai detto tu, le Deborah Compagnone o i Cassano, cioè non c'è una via di mezzo, con tutto il rispetto per Antonio Cassano, ovviamente. Sì, però quegli sport
li hai fatti diventare elitari ed è sbagliato. Punto. Perché lo Questo sport invece è tutto il contrario, non deve essere la prima forma di forbice sociale, ma è il contrario, di ammortizzatore. Quindi, inclusione. assolutamente. Guido, come ti è parso Frank questo pomeriggio? A me è piaciuto molto. Non so nemmeno se l'hai visto. Io ti invito Pezzettini perché ma è presto, ragazzi, gambe pesanti. Mi rendo conto, vi leggo, che c'è una frenesia, una voglia di vedere, vediamo anche come sarà la rosa, che tra l'altro il mercato è sempre aperto, però chiude alla terza giornata di la stagione è lunga, 37 finali, quindi insomma è presto, vediamo come si sfoltirà la rosa. Però la rosa è un po' anzianotta, questo dobbiamo dire, perché tutti gli osanna negli altri dei cieli di Manna, perché la next gen, i giovani, per ora tranne uno gli acquisti del Napoli sono giocatori fatti, e se veramente verrà Lukaku al posto di Osimhen, un altro giocatore che non è proprio un ragazzino, è presto, siamo amichevoli di Di Maro. Per ora sono le vere notizie, a parte insomma Napoli qualche sgambatina, tra l'altro si sono allenati stamattina, e gli allenamenti di Conte lo sappiamo, vomito, massacranti, altro che vi ricordate Ganni, il film con e con Clint Eastwood, con quelle in confronto erano nulle, quelle, come li faceva allenare i Marines Ganni, grande Clint Eastwood, che forse sta per girare il prossimo film a 94 anni. È presto, vediamo come intanto Osimhen si sta facendo tutto il ritiro di De Maro. Oggi ha fatto il tifoso, ci hanno fatto sapere che era a bordo campo cioè Osimhen si sta allenando, quindi potrebbe anche giocare. Io quello che ho notato, a proposito, non ne abbiamo potuto parlare perché ero nel che fare dei concerti e delle cose, ma ho visto la presentazione del Napoli, la solita presentazione che fanno sul palco con Decimo e Bellini, e ho notato, sai, di solito tu presenti il più forte alla fine, gli attaccanti, quelli che danno così. Osimhen è stato messo in mezzo senza una presentazione clamorosa, perché per ognuno dice quello è il più grande, il leone africano, il nostro leone africano. Osimhen, poi dopo grandi gol con i suoi grandi assist, Politano, cioè dopo sì, per normalizzare in qualche modo la figura di Osimhen, per non renderlo il beniamino che poi è per questa stagione, perché la volontà, la necessità quasi di venderlo è automatica. In questo momento noi abbiamo un giocatore che si allena ma che non gioca le amichevoli, proprio anche, credo, Guido, te lo chiedo, per non giocare per lui, perché non avremo un giocatore di quel tipo, quindi è inutile allenare anche una giocata che non faremo. Io credo che ci siano, queste sono valutazioni logiche, due ottime ragioni per quanto sono amichevoli, e asterisco che poi vi dico subito, non puoi concederti manco lo 0,00000 che si fa male, perché non si fanno male, Meret, Lobotka, Dem, eccetera. Noi abbiamo avuto nei precampionati infortuni anche gravi, anche di fratture del piede, e la seconda, come hai detto tu, sapendo che non farà parte degli schemi, ci sta come patto che si allena anche perché si allenano a coppie, è inutile pure, diciamo, oltre che i famosi minuti nelle gambe, le giocate, qualcosa che tu sai che non dovrebbe succedere. Però, come vi dicevo io non ho nulla contro nessuno, quindi colleghi, Osimhen, eccetera, tanto come ce l'avevano descritta, lineare, già fatta, eccetera. Questa situazione non lo è un po' più farraginosa, che fa capire che qualcosa è andato storto l'anno scorso in campagna acquisti, cessione. Partirà la valutazione che facemmo Valerio, io chiaramente per le casse del Napoli speriamo di sbagliarci, che non saranno 130, alla fine ci sarà, altrimenti sarebbe già fatta, o quella più un giocatore. Partirà, però non è stata come, e non sta avvenendo quello che ci hanno raccontato per mesi, ma è normale, diciamo. Adesso non puoi rischiare un asset così strategico anche per l'altra squadra, perché metti che si stanno allineando Paris piuttosto che Arsenal, ci contano, e poi
vabbè, non parte più, cioè, ma il Napoli si trova con un giocatore infortunato e loro come se... Tra l'altro più passano i giorni e più si avvicinano i campionati delle altre nazioni, che noi iniziamo una settimana dopo, anche quella settimana è importante. Quindi non puoi farlo partire il 10 agosto perché fai un danno, no? Quindi, è un danno anche a Lukaku, che poi non entra in tempo per fare confidenza con i compagni. Rispondo a Federica, non ho capito perché hanno fatto la presentazione del Napoli se non sappiamo chi rimane nella squadra, e dato che ne mancano 8 che stanno in vacanza. Sì, è una cosa che il Napoli fa anche secondo me per dare un po' di soddisfazione ai tifosi che vanno a Di Maro, giusto un saluto generale a quelli che ci sono. È una cosa che onestamente lascia sempre il tempo che trova, non è mai un momento memorabile la presentazione a Di Maro, tutti quanti straight, palchetto sempre più piccolo, tutti quanti sul palco. Fabio. Ringrazio per avermi dato la notizia di Paramount in primis, Vale, perché comunque sia importantissimo per me, e sai perché. Ma io volevo chiedere una cosa a Guido, c'è questo doppio ritiro. Ora, a prescindere magari, non mi riferisco a chi proprio sarà poi a Castel di Sangro però il doppio ritiro che Conte magari adesso si sta concentrando sulla parte, diciamo, sulla fase difensiva con X giocatori, poi a Castel di Sangro facciamo quella offensiva e non sappiamo manco però con chi, visto che, se ho capito bene, Simeone oggi si è infortunato, è uscito dopo poco, appena entrato all'inguine. Ora non so le notizie, non ho visto, però ha avuto un infortunio all'inguine. Quindi... Sì, la botta. Secondo me non ho capito bene perché non ho visto nessun scontro, ma quando da solo, Valerio, al limite dell'area stava su uno scatto, perciò ho detto ha avuto un problema all'inguine, se non sbaglio. Stava saltando di testa, poi okay. Vabbè, uguale. Però non è stato una bocca perché ha preso un calcio è nella caduta, quindi può essere pure che sia un pochino stirato non lo so, quindi non lo posso dire. Però sì, quello è il rischio così. Vai Guido. Vabbè, ma ormai sono più anni che facciamo questo doppio però ritiro. La squadra l'anno scorso con Spalletti pure era già fatta, adesso solo la difesa. Fabio, noi non è che è un po' un'eccezione quando la squadra era già fatta, noi spesso siamo arrivati veramente un po' in ritardo. Ci vuole pazienza. Fabio, tu hai ragione, perché poi io cerco di scherzare, sapete? No, perché il 10 c'è il manto, ma il 18 inizia il campionato, capito? Abbiamo avuto un racconto che sarà faticoso l'anno scorso contrastare, ma non contrastare perché uno è contro, perché uno dice io la sto venendo in questo modo e sembro lo scemo del villaggio e adesso abbiamo avuto il racconto, i soldi, i sigari, cose, eccetera. E invece non è così fluido, per citare il nickname di Valerio. È così, ragazzi, dobbiamo, questa secondo me, se diventerà una stagione di fondamenta è buono. L'importante è che non sia una stagione di transizione e non deve essere una stagione fallimentare, però io la vedo come una stagione di fondamenta dove dove tu incominci a ripiazzare almeno 3-4 pedine che tu dicevi, queste sono importanti, concetti di gioco, anche un cambio di registro per quanto riguarda, si spera, certi comportamenti, intendo più generali. Possono essere comportamenti societari, è più difficile contrastare la massa, che però meno contaminano qualcosa. La presenza l'abbiamo applaudita tutti e ci fa piacere di Lele Oriali, che non si è scomposto manco nel tripudio del è una presenza importante, uomo che stimiamo, come ha detto Conte, tutto sommato ormai non deve chiedere nulla, niente dalla vita, dalla carriera, eccetera, ha anche l'età doverosa per godersi i nipotini, la famiglia, nessuno diciamo lo obbliga a stare in calzoncini al caldo, però è una figura importante. Siamo non in ritardo, siamo con i soliti tempi del Napoli, Fabio, quindi nulla di più. Tempi che giustamente tu dici contrastano con quello che è i soldi, non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Da questo punto, ma lì diciamo le L'Oreali, Conte, il suo staff, mi sentirei di escludere, non hanno colpe, dovranno fare gli straordinari.
Però può esserci, ovviamente bisogna vedere come reagisce la squadra, può esserci un vantaggio. Conte lo ripete sempre, non è un uomo paziente, quindi può darsi mi pare che l'ha detto pure Reale, anche Reale, che però un attimo Guido, perché lui non è un uomo paziente, però poi quando si rivolge al pubblico dice pazienza, cioè noi dovremmo essere pazienti. Fabio ha visto che il materiale umano non è come è stato no, scadenza, anche Reale non ha detto scadenza, sennò poi entrano da Valerio, dicono chi sono questi due, ma dove li avete pigliati, no, anche perché non ha detto quella parola, quindi noi che almeno siamo no, quella l'ho detto io. Sì. Però cioè tu non hai visto il nuovo Kakà e tu dici cavolo, questi abbiamo preso Kakà e ti scintillano gli occhi. Qua Conte non è un raffinato sofista, eccetera, e quindi non vi aspettate un eloquio particolarmente complesso, strutturato, eccetera. Va dritto per dritto. E quello che ha detto ci fa capire che non è solo una questione di trovare disciplina, allenarsi, concentrazione, è anche una questione di qualità, che va bene, però attenzione, ovviamente manca ancora Kvice, eccetera. Ed era una delle considerazioni che noi onestamente, un po' tutti, voi che intervenite, io male, cioè non trovavamo, vedi, se non brilla Zielo, non c'è Zielo, vabbè che lo critichiamo, incomincia a abbassarci, il Napoli è una buona squadra, ma non è questa corazzata tacco punta. E poi c'è da pedalare e c'è da pedalare. Vabbè, le prime 5 giornate, secondo me, attenzione, stanno già facendo. Io non so perché dopo 50 anni ancora si fanno queste, qua si vince, qua sono tutte le tabelle, quindi le famose tabelle. Cioè quando 50 anni di calcio ci fa vedere che perdi tempo col Chievo e punti, cioè sono 5 anni che battiamo la Juve in casa e abbiamo perso quanti punti con l'Empoli negli ultime 3 stagioni, per dirne una, però andiamo avanti. Sì, con lo Spezia andiamo avanti con queste cretinate, ma non una volta, cioè ripetutamente con l'Empoli. Andate e ritorno pure un anno, Guido, con l'Empoli. Cioè. Simone dice peccato non posso seguire la live, sono qui solo per dirvi che Zerbino e Lindstrom da mandare e Iaccarino facciamolo giocare. Interessante Iaccarino. Ora però siamo di fronte al solito bivio. I giovani che fai? Cioè te lo tieni in panchina, giocherà pochissimo, lo chiami in causa, cioè o trovi, secondo io mi sono fatto queste idee, o trovi un giovane che è talmente forte che si prende, che è titolare, cioè Kvara arriva a 21 che deve fare 22 anni, è fortissimo, gioca, è titolare, quindi cresce, quindi ha il suo impatto e te lo ritrovi. Ma avere un giovane che poi deve essere la riserva e deve entrare in forma immediatamente quando c'è bisogno, secondo me fai come Zanoli, fai come Zerbin, quando lo tieni non lo tieni, come Gaetano, e ti ritrovi un altro che farà 2 partite, 3 partite, non sai sul lungo quanto ti vale e te lo porti avanti per 2-3 anni così, prestito, diritto. Quindi o ci punti e lo fai giocare titolare, secondo me, oppure è uno spreco, non lo so. Vale, però leggevo di un under 23, leggevo di un under 23, quindi secondo me Manna ce l'ha il progetto dei giovani e Conte ne lancia sempre di giovani, sempre. Per la squadra Vale, una cosa breve perché c'è gente che vuole intervenire. Noi quest'anno abbiamo una certezza, no? Più facile, che nella migliore delle ipotesi il Napoli, nella migliore, cioè noi ci auguriamo, no? Disputerà 45 partite, che escludendo l'anno Donadoni Mazzarri 41 e l'anno Rei appena tornati in Serie A, non abbiamo mai fatto così poche partite, 48, 47, no? 50. Quindi noi, cioè significa che passiamo tutti i turni fino alla finale di Coppa Italia. Questa è una considerazione che va fatta. Diciamo che arriviamo ai quarti, perché poi tra l'altro il Napoli non sarà a testa di serie, quindi le giocherà fuori casa gli ottavi con la Lazio, eccetera. Il Napoli diciamo che fa 43 partite
tu devi sapere che devi gestire, cioè, quindi non avrai tutti questi obblighi di rotazione. Sono proprio poche, Vale. Lo so, sono poche, però c'è pure il fatto, l'ottimismo, nessuno si fa male, restano in grande forma. No, questo non lo sto dicendo che ho paura. Siccome io sono per la gestione della Benitez, quello che volevo dire, che intanto tu sai, senza fare le polemiche, le conferenze, eccetera, che non le puoi fare 50 partite, proprio non ci sono sul calendario. Se no devi fare le amichevoli. Ed è, ci ho detto, da quando è tornato in Serie A, il Napoli, tranne in 2 occasioni, non ha mai fatto così. Stiamo spiegando la finale Coppa Italia, così poche partite. Quindi tutti i colleghi che bello la settimana tipo, che bella la settimana P, e là. Invece è una grossa novità, perché noi per andare a 45 partite dobbiamo tornare nel 2007-2008 o 2009-2010, poi 50, 51, 48, 53, 59, 48, 50, 50, 52, 51, 51, 47, 49, 49. La nota positiva ci sta, però, Vale, che non sentiamo più usciamo dalle coppe. Perché non ci siamo proprio, esatto, quindi ci dobbiamo concentrare direttamente. Paramount Plus confermato l'inizio con la Coppa Italia e gli highlights saranno da 5 minuti invece che di 10. Questo mi dispiace. Fanno highlights più brevi. Quindi tolgono diciamo il finale, quello là che fanno vedere i giocatori in campo, vale? No, è un peccato, perché poi si sentivano molte cose. Quello fa parte della partita, quello io lo devo registrare quando guardo la partita, altrimenti si perde completamente. Gli highlights di Marco molto spesso comprendono, io penso che Marco tu potrai sfoltire le sostituzioni, perché molto spesso si fanno vedere le sostituzioni con quello che entra, quello che gli dà il 5, 3 ore, eccetera, eccetera. Quindi per arrivare a 5 minuti proprio di campo, però mi dispiace che 10 minuti sono belli, extended highlights, c'era più roba da vedere. Vabbè, le nostre analisi non mancheranno. Grazie. Scusate, ma mi fate un nome di un grande attaccante libero più forte di Osimhen o che costi meno di 100 milioni? Gimenez più forte di Osimhen? Proprio senza ombra di dubbio. Tecnicamente parliamo, Vale, poi dobbiamo vedere come risponde. Io mi riferisco tecnicamente. Vincenzone scuoteva la testa, Vince. Demutati. Sì, infatti, no, l'avevo mutato perché si sentiva perché mia madre stava sentendo. Vabbè, comunque volevo dire, secondo me il Napoli non ha bisogno di, perché per me se Antonio Conte ha chiesto Lukaku, allora vuol dire che lui lo conosce, sa quello che può fare e sa come gestire. Per me questo è il fatto, però io volevo dire anche il fatto di quella lista nera di quelli dei possibili partenti. Sì. Ma è sicuro che ci sia anche Khedira? Quello che sto vedendo che Khedira sta facendo bene, capito? Questo volevo dire. Seconda amichevole, che dirà si muove bene, l'ho visto anche un po' più meno petagnone nella seconda uscita, un po' più è mobile, cioè devo mettere il telefono in carica. Vai, perfetto. No, c'è anche l'allungo che dire sicuramente si sta ragionando sul fatto di poterlo tenere come vice Lukaku. Daniele. Allora, io voglio dire una cosa, in relazione all'attacco fu fatto il nome di Jonathan David, ad esempio, che era un profilo che giovane poteva essere accostato al Napoli perché ha delle cifre abbastanza ragionevoli. Io sapevo che per 40-45 milioni, forse anche meno di questa cifra,
e anche l'ingaggio sarebbe stato equilibrato. E poi dico da tanto tempo un giocatore che si chiama Embolo, che mi sembra un giocatore secondo me un po' sottovalutato, forse non è un grandissimo attaccante, però magari se Simeone esce, metterlo dietro alle spalle di una punta centrale forte, che in questo caso Conte dice che è Lukaku. Io sinceramente continuo a ripetere, per me Lukaku non è adatto per la nostra squadra, però come ha detto il nostro amico Bellino, dobbiamo avere fiducia purtroppo nelle capacità di Antonio Conte, è stato preso per questo scopo e purtroppo ci dobbiamo affidare alle sue cognizioni calcistiche. Ovviamente vedremo poi i risultati, ovviamente il giocatore sarà messo in condizione di esprimersi al meglio, perché si dovrà fare un lavoro a livello fisico non indifferente, perché conosciamo tutti la struttura di Lukaku, eccetera, eccetera, sono argomenti già snocciolati. E come dicevo, per me sarebbe buono un profilo giovane. Poi c'è Colomoni, che comunque è un giocatore molto forte, però ha dei costi che non ci appartengono, perché io penso che qua a livello di ingaggio non ci siamo. E questi sono i nomi, come ha detto Fabio. Gimenez è un giocatore molto forte, Gyökeres è è un fuori profilo dalla proprio da portata. Napoli, capito? 23 anni, Sì, giocatore di sì, prospettiva. no. Ma l'ossatura della squadra la deve fare Conte in qualche modo. E poi si è parlato anche del discorso dei giovani, Valerio. Allora i giovani combattiamo sempre, diamo sempre spazio ai giovani, perché è la cosa fondamentale per far crescere il nostro calcio. Però devi capire che comunque, secondo il mio modesto parere, Antonio Conte deve costruire una squadra che dia delle certezze adesso, perché adesso abbiamo bisogno di una squadra solida, una squadra che ci dà un pochettino di tranquillità, per farci capire che l'anno scorso è veramente un anno che è passato definitivamente, oppure ci stiamo andando a inoltrare in un anno, come ha detto Guido, magari di transizione, non siamo Dio, una cosa del genere, non è che prendo Conte per fare un anno di Non ce lo transizione. possiamo Quindi permettere. assolutamente. Io penso che l'acquisto, io sono un pochettino anche deluso, non deluso, cioè Buongiorno è un ottimo profilo. Io mi sarei lanciato su Calafiori obiettivamente, perché io lo vedo veramente con una spinta Ma quando entri propositiva maggiore. nell'orbita Arsenal è difficile competere là, cioè stiamo parlando non solo di Premier ma di top Premier, quindi comunque se non parte Khedira, io penso che Simeone partirà, penso che partirà, almeno potrà incassare quei 10-15 milioni. Khedira mi sembra un profilo non così male, da valutare bene, e io penso che Conte, come tu mi dicevi prima nel commento che avevo scritto, sei riuscito a svilupparlo nella maniera migliore che io l'avevo espresso, nel senso che no, hai detto molto mentre bene. lo leggevo ho capito la tua intenzione sì. Perché in effetti lui è un allenatore che si basa sul materiale che ha e cerca di trarne il meglio. Poi se lui dice, proprio come hai detto tu, questo qua non va, allora se lo dice lui ci dobbiamo anche un pochettino fidare, cioè De Laurentiis sembra, poi questo è il discorso. Io sono d'accordo con quello che hai detto tu prima, Vale, non è che mo viene sto Conte, cioè, capito? È il Dio che è sceso certo. in terra e allora per esempio a me tutte queste cose che dice ha preso Lukaku, fidiamoci, ha preso quello, fidiamoci, no, perché poi per il 3-4-3 Sì. o l'altro modulo Lukaku non è che va bene, perché Lukaku, come diceva Guido, ha 31 anni, è in fase calante. Non è che tu a Lukaku gli fai fare 43 partite magari di scatti e fai 50 gol a campionato. Con questo però vi saluto, magari attendo una risposta di Guido e un bacio sempre, e non ti dimenticare di farmi sapere quando, se scendi e che dobbiamo fare. Un abbraccio Guido. Ciao Fabio, sapete che avrei preferito un Napoli giovane e affamato che ti garantisce 5-6 anni, come quando ci fu la rivoluzione veneziana, incompiuta da De Laurentiis. Però con quei giocatori 24-25 anni siamo andati avanti bene per tanti anni, abbiamo fatto 4 qualificazioni consecutive alla UEFA Champions League, e non è male. Alcuni sono diventati leggende, non pochi sono stati, tranne quelli che sono andati in scadenza come Mertens, non pochi sono stati comunque frutto di pane plusvalenze, non fittizie. Non c'è piano B, ragazzi, questo è il fatto. Cioè, se fai una squadra del genere devi far bene, non per vincere,
e hai solo Kvicia e volendo Lobotka come salvadanaio per ricostruire. Chiaramente devi, lo sappiamo, andare nelle prime 4. Vediamo, aspettiamo la fine della campagna, sempre infinita la campagna acquisti. Per ora non è un Napoli giovanissimo, questo lo dicono, insomma, le carte di identità però era quello che ci attendavamo noi, che non siamo scettici, forse non fumiamo i sigari. Detto da Conte, non è che cambia, certo non è venuto a Napoli a fare brutta figura, anche perché ha la sua ambizione. Vediamo come si coniugheranno queste due anime. È tutto ancora come si dice, in fieri. Poi io non amo proprio entrare in polemica, perché uno dovrebbe dire: caro collega, tu che l'anno scorso dicevi che la Roma aveva problemi in attacco perché Lukaku sta sempre male, mo applaudi l'acquisto di Lukaku, che non è lo stesso Lukaku con un anno in più. Sono cose che mi annoiano. Vediamo come sarà la rosa del Napoli, vediamo come gioca, che poi quello che ci appassiona di più, vedere il calcio giocato. Piano piano che gioca, analizzando i numeri legati alle partite, perché i numeri senza vedere le partite sennò ti possono portare per quanto precisi fuori strada. Ancora non abbiamo fatto una partita ufficiale, quindi, però lo so, lo dico sempre, c'è molta proprio voglia, anche voglia di rassicurazioni, no? Di avere delle certezze, con questo succederà questo, ma certezze che, a parte se ci mettiamo tutti quanti a fumare le meraviglie, nessuno, manco lo stesso Conte può dare, quindi non è predicare calma, è questione di saggezza. E in più ci sono, non dico 20 squadre, almeno 7-8 sorelle che ferme non stanno, bisogna vedere pure quanto miglioreranno o quante difficoltà possono avere, nonostante sulla carta possono aver preso dei giocatori che sembrano migliorare la loro prestazione, quindi ci sono tante variabili. Ti appassiona, Guido, il discorso? Scusami, Daniele, il discorso dei gol. È chiaro che è difficile farlo, no? Però tu immagini, ho sentito questa cosa, dice: se Lukaku ne fa 15, Kvara ne fa 13, dobbiamo arrivare a un numero di gol per fare un numero di punti. Cioè, tu che la vedi sempre in maniera un po' più analitica, quanti gol servono per noi l'anno scorso ne abbiamo fatti proprio troppo pochi. Non capitava da un sacco di tempo così, e ne abbiamo presi tanti. È vero che perché noi l'anno scorso abbiamo fatto 55 gol, tutti parlano dei 48 subiti, cioè tranne la stagione 2009-2010 il Napoli un anno ha fatto 59 e non era mai sceso sotto i 60. 55 è un dato che non si sta analizzando, è pericoloso, quindi il Napoli meno di 65-66 gol non può fare per ambire a un sesto posto, eccetera. Vi do anche una quota, considerando che negli ultime stagioni si sta un po' mollando la fase difensiva e si sta puntando a farne di più, no? Si è meno. Chiaramente non vince la squadra che ha la difesa più di burro, però la stessa Atalanta, no? L'Atalanta era improntata a fare un certo tipo di gioco, ha cambiato, tant'è vero che nelle ultime stagioni prima faceva un sacco di gol, l'Atalanta che ha fatto 77, più del Napoli che ne fece 74, 98 il Napoli ne fece 61, 90 il Napoli ne fece 86. Nelle ultime stagioni ha fatto 65, 66, 72, però è scesa un po' con la fase difensiva, ovviamente, perché tu la forbice la devi tenere costante. Non è mia passione, mi preoccupa, perché noi l'anno scorso siamo andati male in attacco, andando male in attacco, poi l'imbucata la prendevamo. Se ti ricordi, Valerio, è vero che abbiamo avuto quella partita incubo, soprattutto il secondo tempo con la Lazio, dove hanno crocifisso Garcia. Ma noi quel tipo di imbucata lo fece vedere Bacconi quando mister Pinco Pallino continuava a crocifiggere Juan Jesus, e di quel gol disse ci sono stati 5 errori prima di Giroud che è saltato e ha preso il tempo a Juan Jesus. Allora, nonostante con Mazzarri e ancora di più bene con Calzone, Napoli si è accorciato, ha preso meno quelle paraterie, quelle imbucate, ma nelle imbucate pure con un Napoli più corto le abbiamo prese, quindi non solo le distanze ma i meccanismi difensivi, Anghissà, Lobotka, Zelischi, qualche volta ho detto, vedi, non hanno funzionato,
perché prenditela pure solo con Juan Jesus, ma intanto tu devi farti arrivare facili. Allora ci sono due questioni. Noi l'anno scorso, io me ne analizzavo, siamo arrivati maluccio perché abbiamo tirato tanto al tiro, e quindi bisogna capire adesso quale sarà la qualità dei tiri e come arriverà il Napoli al tiro, perché tu puoi fare anche quei famosi 29 tiri, però alcuni sono proprio scentrati, stai lontano dallo specchio della porta, c'è solo un angolo di porta, tiri in tribuna. Sì, alla fine nello scouting della fine partita è un tiro, ma non avresti segnato mai da quello, è un tiro per dire il Napoli ha fatto 29 tiri, tu devi vedere la qualità. D'altronde adesso hanno inventato gli expected goal, per dire, che sono già più precisi. E poi questa tenuta difensiva, noi abbiamo avuto 3 allenatori totalmente diversi, non solo per impostazione di gioco, modulo, eccetera, ma per tutto. Lo sappiamo, Garcia, Mazzarri e Calzona, ma cambiando l'ordine degli allenatori non è cambiato proprio un cavolo, anzi, tranne una partita, proprio con Calzona, che era molto bravo, un allenatore accorto, noi abbiamo preso gol a ogni partita. Sì. A ogni partita, anche con squadre dove tu dici almeno qua non, ma cioè noi abbiamo l'ultima partita non ha preso gol, dalla 23esima alla 37esima abbiamo preso gol in ogni partita, e anche nella partita in cui andava tutto bene, quella col Monza, comunque ne hai presi 2. Un centrocampista con gol nelle gambe, così Anghissà smette di sedersi sugli allori. Ma al di là, oggi ha tirato, non ne ho parlato, poi nell'analisi, ha tirato lui il calcio di punizione. C'era Mario Rui, fallo tirare a Mario Rui, che un gol nella vita, mi pare che c'ha 2 gol fatti su punizione, Guido, con noi. Con Cagliari, mi ricordo. Proprio al limite dell'area, Mario Rui a foglia morta ha tirato Anghissà, si è preso il pallone e ha tirato lui, altissimo, e anche tanti pali e traverse, povero Mario Rui. Mario Rui sfortunatissimo, sì. Comunque nervosissimo. Ma che ne pensate di Colpani, Valerio? Colpani mi piace assai. Colpani non può essere, si parla di Fiorentina. Ma che fai da Fiorentina? Hai ragione da vendere. Colpani è qualità, è velocità, è estro, è gol. Cioè, che cosa... Il problema è proprio sempre lì, è proprio il ruolo di Politano, di Ngong, di Raspadori, perché lui è un esterno d'attacco o un centrocampista? No, esterno d'attacco, è proprio perfetto per fare il trequartista dietro. Giocatori di fantasia là, centrocampo non va. Si parla allora adesso facciamo una telefonatina. Facciamo una telefonata a De Bruyne, che può darsi che prima di andare in pensione magari ci regala qualche perla a Napoli. Non so magari. chi aveva detto, il Napoli deve telefonare a Cross, deve convincerlo a non ritirarsi dal calcio. Quello è un architetto. Però ha un contratto lungo, Valerio, 2028. Chi? Colpani. Infatti servirà un'offerta insomma, si parla dei 15-18 milioni. Se lo pagano meno di Keane mi metto a ridere. 25 anni, quindi sai, stai nel pieno, sono i 5 anni dove devi dare il massimo. Se lo pagano meno di Keane, però non lo so, Galliani, là sono cose veramente un pacco incredibile la Conkenny. Non so. Veramente. Poi può darsi che fa 20 gol magari. Non lo so, problemi di Palladino. Egoista, spogliatoio, in crisi, Conte via da Napoli, Anghissà mette le mani addosso a Edo. Questo è un recap fantasioso di quello che poteva essere successo. Anche le mani grosse di Anghissà adesso non riescono a mettere le mani addosso a Edo. Che pure lui come stanza, insomma, vediamo. Buonasera Vale, purtroppo non ho potuto vedere la partita, come hai visto la squadra? Vorrei una risposta anche da Guido se possibile, grazie mille. Giuseppe, l'ho vista in crescendo rispetto alla Naune, molto meglio il primo tempo. Teniamo presente anche che Conte ha mischiato un po' le carte, perché non ha messo, come ha fatto con la Naune, gli 11 diciamo migliori nella sua testa al momento, ma ha mischiato, ha messo Iaccarino vicino ad Anghissà, forse anche per necessità, visto che Cajuste era... A proposito, mi è arrivata la notizia, risentimento all'adduttore all'adduttore sinistro per Simeone.
Un poco meglio nel primo tempo rispetto alla Naune, e poi tanta rincorsa, cioè è stato un esercizio, perché proprio il Mantova che fa possesso palla, un esercizio propedeutico alla contrapposizione, no? All'aggressione alta, è sgambata, niente più che sgambata, con qualche bella giocata. Oppure dobbiamo anche vedere su qualche parametro zero, vale, come fa l'Inter, magari, che becca l'occasione giusta, perché Thuram è veramente stato un colpo azzeccato. Però tanti soldi di commissione là, che della anche che ha sottratto Ciala al Milan, no? Che Zelinski al Napoli, sta costruendo una squadra sui parametri zero. È vero. Purtroppo quindi questo infortunio di Simeone, dice Gargaroz, che blocca un pochino la sua partenza. No, io penso che parta, perché non si fa un altro anno, poverino. Poi tra l'altro Simeone non è un ragazzino. Io non dico che bisogna dare troppa importanza a questi amichevoli, però dovete considerare tutti i livelli psicologici diversi. Sono giocatori che sanno che devono andare via anche a livello inconscio. Tu non puoi, già sei ancora all'inizio della preparazione con le gambe, come si dice, che non girano a 1000, sai che devi andare via, cioè, non caricherei di aspettative. Sicuramente sono più importanti gli allenamenti, poi ci sono delle strategie importanti. Quello che dobbiamo vedere, noi un anno capimmo che le cose non andavano bene perché cominciamo a prendere un sacco di gol già dalle detto cavolo, prendiamo gol alle amichevoli, no? Estive, che si sa che c'è troppo squilibrio. Detto, intanto valgono poco, però credo che già sia la prima impostazione del Napoli di Conte, che lui la difesa la vuole mettere a posto, ce l'ha detto in tutte le lingue di questo mondo, però disse in sede di presentazione al bellissimo Palazzo Reale, non basta, e poi se vuoi ambire a fare un campionato importante, poi non basta essere una squadra solida che non prende gol, serve anche un po' di qualità davanti. Però non vedo perché, tra l'altro, non è un allenatore sul viale del tramonto, cioè dovrebbe tradire quello che è il suo marchio di fabbrica. L'anno scorso malissimo sui corner, pochissimi gol, altrettanto sui calci piazzati. Oltre agli acquisti difensori alti per i corner, non si può puntare su qualche piede educato per le punizioni. Vedi che tutti questi discorsi, Moner, riportano tutti a Cop Miners, proprio tutti. Sì, bravo, che ti risolve proprio tutte le cose. Vincenzo, a proposito di Cop Miners, quanti di loro si dovrebbero vendere per prendere Cop Miners? No, meglio ce l'ha. No. Per il cartellino dico. Per me, se tu fai andare Lindstrom, fai andare Gaetano e fai andare anche Caiuste, proprio all in su Cop Miners, che ti può fare il centrocampista centrale vicino all'Obotka, te lo può fare vicino ad Anghissà, ti può giocare vicino a Kvicia dietro la punta, ti tira i calci di punizione, litiga con Lukaku per tirare i rigori, perché è anche rigorista Cop Miners, e quindi io insisto, ma perché è un giocatore che conosciamo benissimo, che conosciamo da prima che venne nel campionato italiano, che era forte quando giocò contro di noi, già era fortissimo quando giocò contro di noi. Quindi se ci fosse un giocatore con quelle caratteristiche, è lì che il Napoli dovrebbe fiondarsi, cioè piede fantastico che fa la doppia fase tranquillamente. Cop Miners ha un valore ancora più alto perché ha già avuto tutto l'impatto che doveva avere col campionato italiano, quindi non gli cambia proprio nulla. Lo sposti da un'Atalanta, ci aggiungiamo un'altra cosa, Dani, lo sposti dall'Atalanta che gioca già con quel sistema di gioco. Vale, però non possiamo innamorarci. No, nel senso, Vale, non possiamo innamorarci di quest'idea. Questa è una cosa dove è molto bravo mio fratello, no? Bravo, che mi rimprovera. Stiamo cercando queste case a Napoli, trovammo Vale una casa bellissima. Un casa a Napoli è un casino, che era un attico bellissimo, ma era nuda proprietà.
E allora io incomincio, sai, le disegno le case per me, cominciai a disegnare, mio fratello mi rimproverava, non ti azzardare, non mi mandare nulla, non lo fare, non ti innamorare, non avverrà mai, non avverrà mai. E sappiamo che è promessa la Juve pure deve sfoltire parecchio, tra l'altro anche dei nomi che erano insospettabili, perché la Juve vuole sfoltire il portiere, che insomma era una delle sue certezze. Questa è una cosa, qualcosa è successo. Ho una notizia ansia comunque. Vai, ansia. Una notizia ansia, Allora, qui dice Guido, scusa se ti interrompo, che da parte della Juve c'è sempre ovviamente l'intenzione di lanciarsi sul giocatore olandese, ma adesso dice si è messo di mezzo anche il Napoli, che forte della probabile conclusione positiva per Osimhen al PSG, che porterebbe 100 milioni nelle casse partenopee, sta pensando di destinare la metà di questa cifra alla Dea per avere Kopp. Allora, questa cosa l'ho detta io nell'ultima live, quindi Lanza venisse a lasciare il like, che vecchia, allora. Io esagerai, tieniti a Simeone che dire Raspadori e porta Kopp Miners con i soldi. Allora, voglio chiarirti, sì, lo so, il pensiero. Allora, non solo io non ho nulla, perciò vi ho fatto l'esempio, mio fratello dire è che poi ci deve essere la volontà. Noi, Chiesa, De Laurentiis, e quelli non erano le frasi bruffoni di De Laurentiis, ci sono fonti lì certe. Ha offerto ponti d'oro alla Fiorentina. La Fiorentina avrebbe guadagnato di più tutti maledetti e subito, non a spizziche e mozziche. Chiesa non venne a Napoli, no? Adesso non sanno dove piazzarlo. Quindi non è che io ho nulla contro i giocatori, magari venissi a Napoli, ma Napoli potrebbe pure fare non essendo indebitatissimo, non avendo l'ennesima inchiesta aperta perché c'è l'autorizzazione, no? per le plusvalenze, potrebbe dire intanto l'acquisto, poi li piazzerò questi anche casomai un po' meno di quello che spero. Però non si sta concretizzando. Poi se viene, io sarei scettico, conoscendo la forza politica di una Juve che sta rinascendo. È chiaro che un profilo del genere, che come diceva Valerio, intanto lui il campionato italiano lo conosciamo, sa come non hai mai la certezza che poi viene a Napoli e ha con le stesse prestazioni, però non è l'istro. Io ancora non capivo quali erano le ragioni calcistiche che facevano dire che farà così è meglio di Lozano. Lì abbiamo almeno un parametro calcistico recente italiano di riferimento. Sarebbe una delusione, non so, viene a Napoli, flop incredibile, ci rimarremo male in qualche modo. Però premesso, magari il consiglio che mi darebbe mio fratello, a questo punto lo faccio mio, che lui non gioca, lo faccio, non ho detto non verrà, però non innamoriamoci troppo di questa idea, perché poi come una ragazza che ti dà due di più. No, ma per esempio io ho messo l'anime. Lo so, vedi, mentre ne parlavo mi è uscita pure questa cosa del sistema di gioco che è uguale, cosa che ha detto Spinazzolo, dice il calcio di Conte, se lo vuoi paragonare, lo paragoni al calcio di Gasperini. È l'unico acquisto game changer che realmente ci serve da prendere quasi a tutti i costi, dice Daniele. E aggiungo, è uno di quegli se con Lukaku possiamo parlare, però c'ha qualche anno in più, e quindi qualcuno però ti dice, però ha sempre segnato, e quindi Marin viene dal Real Madrid, però è giovane, e così. Spinazzola molto forte, però ognuno può dire un pro e un contro di ogni giocatore. Su Kopp Miners non trovo i contro. L'unico contro è che Guido, qual è il contro di Kopp Miners? No, sono quei giocatori adesso in rampa di lancio. Non ci stavo. E in più, almeno in questo, uno può sì, certo, infatti è sempre il discorso che poi non siamo l'unica squadra al mondo che tu dici io vado lì. Vediamo, no, a parte i sigari, i dollari, queste cose qua, poi quanto sia forte, tipo la morte nera, no? Di quelle stellari, il raggio traente, quanto sia una morte nera Conte, no? Nel senso mai sia qualcuno pensa che sia un insulto, no? Sapere il raggio traente, poi il Millennium Falcon non riesce a resistere e quindi viene attratto dalla forza gravitazionale di questa. Allora vediamo se Conte ha una forza gravitazionale che attira i campioni, visto il suo carisma, eccetera.
dice ok, io non faccio la Champions, ma Conte è un vincente, da qui a 2 anni noi vinciamo tutto in Italia. Vediamo. È quello. Il contro, giustamente, il costo elevato, questi 70 milioni, 60 che chiederebbe. Ma abbiamo i sigari, no? Bravo, e allora ce ne abbiamo sti sigari o no? E qua cioè, i cosi arabi, i dollari americani, non si può fare. Sì, ma il Napoli fino adesso, Valerio, chi ha acquistato? Il Napoli ha acquistato solo Buongiorno. Buongiorno. Che poi è quello dell'anno scorso, ragazzi. Che poi è l'acquisto dell'anno scorso, è il centrale che l'anno scorso doveva sostituire. Esattamente. Quindi tu, Buongiorno, Marini Spinazzi. Puoi fare con 100 milioni puoi fare con i 100 milioni di Osimhen si può tranquillamente acquistare, visto che tu ormai ti sei deciso con Lukaku, che ha dei costi ovviamente abbastanza ragionevoli, puoi mettere tranquillamente i soldi. E come diceva Guido, il problema lo voleva anche il Liverpool a Cop Miners, che ha offerto 60 milioni, mi sembra, qualche tempo 70 lui e 30 Lukaku, sono 100 puliti. Quindi non è che siamo proprio poveri. Però ripetiamo, è una cosa che non è così, che non schiocchi le dita. Piazzare Politano, devi piazzare cioè quelli là che poi non riesci a piazzare su. Cop Miners, se lo consideri centrocampista e non sottopunta, devi perlomeno mettere fuori Caiusta insieme a Gaetano e a perché se no non vuole il Cagliari già. Sì, ma infatti Gaetano probabilmente lo trovi la sistemazione. E Caiusta pure qualche squadra, è un po' difficile Caiusta, sì. È un po' una certifica, questo mi dispiace, non lo vorrei dare insomma troppo per scontato così, però Nathan si parla di prestito nella speranza così, Caiuste è la speranza nostra e Lindstrom è così. Questo è il mercato dell'anno scorso, che proprio non si parla di prestito, Valerio, non di diritto, cioè vai gratis e poi se ti è piaciuto ce lo paghi, che è quasi un unicum, Guido, perché il Napoli è difficile che fa questo tipo di operazioni in uscita. Per non pagargli l'ingaggio e soprattutto per non avere in rosa un giocatore scontento e creare malumori, sempre con le 45 partite che se ne dica, il Napoli al massimo può fare. Il professor Barella, che è un professionista serissimo, non lo devo dire io, competente, persona sempre equilibrata, educata, io non ricordo sue scazzi nelle varie trasmissioni eccetera, poi potrei essermene perso uno eccetera, però a mia memoria poi non è che vedo tutto. Ha scritto in risposta di qualcuno questa settimana tipo invece un lungo post spiegando dalla competenza di chi è un preparatore di Serie A, non l'ultimo degli imbecilli, che non ha tutti questi vantaggi il Napoli da un punto di vista proprio dei muscoli, perché non è solo un fatto di corsa e di gambe, di cervello, di motivazioni, però nell'immaginario collettivo, che bello settimana tipo, e faceva degli esempi concreti, vi invito a recuperarlo. Quindi insomma parliamo non solo di un professionista, del professionista addetto a quel settore, non il nutrizionista, un preparatore, e il Napoli 45 partite può fare. È vero che Conte li spremerà, però purtroppo la rosa deve essere di 25, perché quelle sono le rose, rispettando 4 là. Però l'anno scorso poi abbiamo visto, no? Quanti minuti hanno fatto vogliamo essere generosi, Conte farà girare con un certo equilibrio, con una certa armonia 19 giocatori. Voglio azzardare sta cosa. No, sì, secondo me sì. Quello sarà il numero. Frattesi, mi pare che a te piaceva, Vincenzo, come idea. Così. È un buon giocatore, mi piace, sì, però più Davide. Frattesi è un buon giocatore, mi piace molto, ma più per un 3-5-2. Come la mezzala di inserimento che aiuta, hai ragione.
è di difficile collocazione. Questo va a finire che diventa un altro equivoco tattico, frattesi, in questo tipo di modulo che sta affrontando il Napoli, che è stato un po' l'equivoco che ha avuto Spalletti in nazionale, dove lo metto tutto un po' ibrido e non è andato proprio benissimo. Un saluto a Pietro dal Belgio, al Belgio Gonghe, Dries. Io spero che Dries continua a segnare, Vale. Continua a segnare come un dannato, sta in formissima, sta tirato a lucido che non l'ho mai visto così bene. Bello come il sole, il bambino è meraviglioso. E sorride, ma che poi non devi perdere la gioia quando fai questo sport, e sorride, questa è la cosa, sorride, a parte i gol, l'energia, la sua intelligenza umana, lo disse anche Francesco Modugno, che però ha la colpa di essere romanista, ma scherzo, che era così, disse a dire, ci mancano i suoi sorrisi. Galatasaray gli ha offerto subito, ma non perdi, a parte i gol, puoi mettere probabilmente il plus valore negli allenamenti, nei giovani, che quella è un'operazione che fu tutta sbagliata, perché poi apro e chiudo una parentesi, no? Bisogna essere coerenti nella vita. Se continuano a dire visto lo spogliatoio, ha fatto aria nello spogliatoio Spalletti, se ne sono andati le scorie, e l'anno scorso però non c'era Mertens nello spogliatoio del Napoli, era lo stesso tranne Kim, com'è che è andata così male? Poi uno deve portarla con coerenza, una linea di pensiero. Vabbè, comunque noi che non siamo sportivi, a parte quell'amore, io ogni gol che segno, ma ogni sorriso proprio ti riavvicina a questo sport, e siamo contenti per lui. Sarei stato più contento se quel 148 diventava 149, 150, 151, eccetera eccetera, però è andata così. La cosa importante è che lui non ha veramente dato nessuna scoria di questo subito dopo e negli anni. Farà questa ultima stagione, ma lui ha detto che è l'ultimo, vedremo. Ridendo e scherzando, il ragazzo si è fatto 2 scudetti, la Coppa lì, e quest'anno fa la UEFA Champions League, quindi comunque un bel finale di carriera. Mertens è stato bravo anche a reinventarsi, si è abbassato come metri in campo, meno gol ma tantissimi assist. L'anno scorso 16 solo in campionato, intelligenza calcistica fuori dal comune. Perché poi Guido, fammela di sta cosa, Sarri si è inventato, a parte quella cosa di tentativo Gabbiadini, Milik che non c'era più, così era l'ultima spiaggia, ma Mertens poi ha continuato a farlo e ha anche ha cambiato il suo modo di giocare, si è adattato alle varie situazioni anche senza Sarri, quindi non è per forza il gioco di Sarri che faceva pure io potevo inventarmi, ma non sarò mai Karim Abdul-Jabbar. Queste sono le frasi che amano i tifosotti, eccetera. Ti inventi quello che vuoi, però quel gol che ha fatto col Torino con Chiriches che si ferma e sorride lui stesso come se fosse uno spettatore, l'ha continuato a fare dopo, l'ha fatto anche in altre nazioni, per dire tu ti puoi inventare quello che vuoi, però poi se non c'è il talento che ti inventi. Quindi, più che altro era disperato, quello si è fatto male, quello si è fatto buttare fuori, che poi abbiamo scoperto che fu Calzone, ha detto vabbè, non c'ho più nessuno, sono costretto a... E lui non lo faceva giocare. Uno potrebbe vedere dall'altro punto di vista, perché non lo facevi giocare? Eri così disattento? Dici, Daniele? Si era parlato anche di che sì, se non sbaglio. Sì. Che sia a centrocampo? Ma non sarebbe... che sì, era finito, dove era finito che sì? Barcellona, poi Arabia, poi in una squadra araba, sì. Quindi penso fuori subito. Ma si era parlato comunque di un possibile convincimento da Conte. Aspetti che ti dico subito dove gioca in questo momento. Penso che là con gli ingaggi, oltretutto c'era un rumor che non è stato confermato, che certi ingaggi arabi certi ingaggi arabi non percepisci tutti i soldi se non completi poi tutto il contratto che avevi firmato. Questa cosa era da confermare, cioè se te ne vai prima loro tengono sui conti arabi e poi non devi è una situazione che i giocatori devono tenere ben presente, perché non è facile. Guarda, infatti qualcuno che si è pentito c'è stato, lo stesso Benzema si diceva che voleva già tornare, però
ha deciso lui di non prendere Pioli. Questa è un'altra cosa che è successa e se ne è parlata poco. Pioli che doveva andare lì, Benzema l'ha fatto fuori praticamente prima che arrivasse e ha preso Blanc. Quindi hanno... Ragazzi, quel campionato, lo dico da studioso, l'errore che si sta facendo ancora adesso, ma abbiamo la Premier che difende tutto, ha due grossissimi punti deboli. Uno, lo storico, in tutto e per tutto, e lo storico significa tante cose, anche avere queste pretese dei giocatori che contano più di tutto, è il settore identitario, no? che è fortemente caratterizzante nello sport del calcio. L'errore è fare la guerra ai soldi quando tu non puoi competere e dovresti invece rilanciare l'aspetto romantico, identitario, con tutta una campagna anche non solo di sensibilizzazione, abbonamenti. Ci fu una, per dirvi una cosa, che poi ci sono i creativi, no? Io già un visionario. Mi sembra che lo scorso Natale l'Atletico fece un bellissimo video, se ricordo male mi smentite subito, su YouTube, di pubblicità, no? Che era commovente, era incentrato su un tassista che prende uno all'aeroporto e questo tassista è dichiaratamente, c'è proprio la bandierina, il guardialetto dell'Atletico, ma non lo sa, prende come cliente un tifoso del Real che comincia a parlare del grande Real, di Gheto, di Puskas, di Stefano, e lui con un certo pudore copre il guardialetto per non far vedere che è tifoso. Poi quando va via si scopre il guardialetto e dice: i nostri valori vanno al di là di questa cosa qua. È bellissimo, no? Allora queste operazioni perché la vera squadra del Madrid, infatti è quella è il Real, ma quella è Madrid. Se vai a Madrid, il Madrid è l'Atletico, non è il Real Madrid, quello è il Real. Lo disse anche Carboni quando giocava nel Valencia, io da lui lo imparavo. Loro hanno un sacco di soldi, che poi come sono fatti i contratti forse manco i giocatori stessi lo sanno, però hanno queste due fragilità. L'errore che le stiamo perdendo con questa disumanizzazione del calcio in Italia. Io continuo a dire che la strada è non l'antico perché siamo vecchi, l'antico perché è fondato su valori, passione, amore, cuore e legame. Sono quei valori che ti fanno rimanere legato, al di là che no, ma faccio la diretta di un minuto in meno se no la gente si scoccia, non mi basta mai, altro, fallo di 15, di 20, eccetera, eccetera. Questa è la mia considerazione. Se ricordo male, smentitelo. Se esiste questo, io nella mia memoria che di uomo di cinema ho questo, mi rimase impresso, era bellissimo questo spot pubblicitario, perché è geniale, cioè che tu in realtà sembra quasi che stai omaggiando anche l'avversario, ma i creativi vanno sempre apprezzati. Bello, andremo a recuperarlo. Ragazzi, io vi bacio forte e vi lascio perché devo fare un po' di cose, che fare, valigie. Le valigie sono importanti. Sono importanti. Quindi do un abbraccio a Daniele. Pure io caffè valigie, che fra poco devo andare nel mio Interland calabrese, non napoletano. Vincenzone, ciao anche da parte mia. State sereni, lo so che c'è ansia. Non sereni che andrà tutto bene, però toglietevi quest'ansia di dosso. Fatelo dire dal vecchietto. No, vale che vada, si arrabbiano con Valerio che deve fare 23.000 prima dell'inizio del campionato. Solo questo, però c'è troppa ansia. L'anno scorso è stato dipinto in un modo il campionato e poi si è andato in affanno. Allora cercate, secondo me, di non andare in affanno già quest'anno, perché ci saranno delle tappe intermedie non facili, ragazzi. E già la quinta, quella diventa una partita sliding doors. Oddio, ne parleremo. Ciao. Un abbraccione, Daniele. Mi raccomando il peso, controlla il peso. Speriamo che quando viene a Capodichino ci sia qualcuno. Ho trovato un amico che mi fa il piacere, l'ho trovato.
Ciao, Valerio in realtà è come il Napoli, dice che va a Capodichino, ma poi è segretamente a Marcianise, quindi ci sono tutto il popolo che lo aspetta lì e lui li ha così fregati. evitiamo i motorini perché l'ordine pubblico e tutte le cose. È un genio, non lascia nulla per intentato. Guido Gentile, un abbraccio gigante, grazie sempre. E un abbraccio a tutti voi. Like finali, ragazzi, è stata una live bellissima che è partita più sul tecnico, poi è diventata con tocchi di romanticismo. La storia del Royal Partenope penso sia un unicum, perché poi noi dobbiamo sempre distinguerci eccetera eccetera, se no veramente già ci invece no, dobbiamo fare cose che non fanno nessuno. E vi abbraccio forte, dai. Il messaggio finale è proprio quello: non vi preoccupate, dove sta? State sereni che si lavorerà. E per quelli che ogni tanto mi dicono ma che è quella canzone alla fine del video? È Messico 86. Stai fermo, ferma, basta.